Buongiorno a tutti, sono le 10:30, penso che possiamo dare inizio puntualmente al nostro workshop, c'è già un numero significativo di partecipanti. Do subito la parola all'assessore Pan, che è presente, per i saluti. Prego, assessore. Alberto, devi smutarlo. Mi sentite? Ecco qua, scusate. Buongiorno, mi sentite? Sì, sì. Ecco, buongiorno a tutti voi. Vi porto i saluti della Regione Veneto, della Giunta regionale, del Presidente Zaia e ringrazio per l'invito, il gentile invito che mi è stato rivolto oggi. Come non so se lo sapete, ma anch'io sono un forestale perché ho una laurea che allora a Padova mi portò naturalmente tante soddisfazioni anche in questo campo e naturalmente anche nelle attività che sto svolgendo adesso per la Regione Veneto. Sì, per entrare subito nell'argomento, io direi che visto comunque l'aumentare anche dei boschi e comunque anche nel nostro Veneto ormai siamo arrivati a 420.000 ettari di superficie boscata e quindi un grande patrimonio che naturalmente insiste la nostra regione e che ha comunque mostrato soprattutto negli ultimi anni una grande difficoltà. Noi viviamo il post Vaia come un elemento comunque che ha messo a nudo tante situazioni difficili per quanto riguarda soprattutto la gestione del nostro patrimonio boschivo e soprattutto per quanto riguarda, io direi, anche le attività umane al loro interno e la presenza e anche tra virgolette una debolezza delle imprese boschive venete rispetto anche all'organizzazione magari delle province autonome a noi vicine e magari anche dell'Austria, della Slovenia che naturalmente ci circondano. Io direi che questo progetto è un progetto interessante che state portando avanti. Ringrazio naturalmente la Camera di Commercio di Treviso, ringrazio l'Università di Padova per aver pensato naturalmente a un progetto di questo genere che va nel verso giusto, è quello di creare comunque una borsa elettronica anche qui da noi del legname che possa comunque far incontrare la domanda e l'offerta, che comunque possa anche come dicevo prima nel post Vaia non ricorrere in quei ribassi o quei fenomeni speculativi che abbiamo visto purtroppo esserci quando è avvenuta questa catastrofe naturale. È chiaro che naturalmente c'è tanto lavoro da fare e io penso che comunque l'Università di Padova sia appunto l'ente che naturalmente debba governare questo tipo di progettazioni come altre che so che sono in corso. Ricordo il ruolo importantissimo delle Camere di Commercio e saluto il Presidente Tiozzo se è qui, che io non vedo, ma saluto lui e il suo staff di lavoro e ricordo che comunque gli interventi anche della Regione Veneto in questo settore con altri strumenti che era tanto tempo che non erano stati messi in campo sulla pianificazione forestale. Noi abbiamo da qualche anno ripristinato i 200.000 euro annui per la pianificazione forestale e quindi io penso che sia anche questo un progetti interessanti che vanno appunto nell'ottica della programmazione delle attività di taglio e di pulizia dei nostri boschi. Chiudo ricordando anche il 1.200.000.000 di Vaia che sono comunque al di là della disgrazia risorse importantissime anche per la nostra montagna, che va dal ripristino della viabilità forestale, che va dal ripristino magari dei torrenti, che va dal ripristino di tante opere distrutte, ma che possono anche essere un'opportunità di lavoro per molte imprese locali, quindi anche per la resilienza della montagna, ma anche naturalmente opportunità
di nuove attività e di nuovi studi che anche vedono protagonista la nostra università. Io vi ringrazio, vi saluto e auguro a tutti una buona giornata di lavoro. Buongiorno. Mi scuso, però purtroppo sono in Commissione Politiche Agricole fra 5 minuti con Roma e vi devo lasciare perché ho i colleghi, gli assessori e i presidenti che ci stanno aspettando. La ringrazio, Assessore Pan, ha già introdotto alcuni temi che ci stanno particolarmente a cuore, che tratteremo in questo seminario, e le auguro buon lavoro. E proseguiamo i nostri saluti con il Presidente dell'Unione Camere, Mario Pozza. Presidente Pozza, se vuole. Sì, buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Oltre che Presidente dell'Unione Camere, quale Presidente della Camera di Treviso e Belluno, ci vede impegnati molto nel rilancio della montagna e non poteva mancare un progetto come questo. Non è un progetto messo in piedi all'ultimo momento, ma è già da parecchio tempo che ne stiamo discutendo, subito dopo il VAIA. Non è l'unico progetto che stiamo elaborando per la montagna. Il progetto successivo a questo è anche quello di mettere in rete le nostre segherie e quindi trovare una soluzione per il lavoro per la trasformazione. Un punto debole l'ha citato adesso il nostro assessore, che siamo nella filiera della trasformazione e le imprese nostre purtroppo non sono ben organizzate e non hanno una struttura per poter far fronte a tutto quel materiale che c'è a disposizione purtroppo dopo il VAIA. E quindi questa è anche una riflessione che ci riguarda in modo particolare, in quanto che lo spopolamento della montagna può essere frenato anche grazie a iniziative come queste, che dove vede le camere di commercio, i comuni, le comunità, tutti quanti in una logica di rilancio reale, in modo tale da poter permettere ai nostri giovani. E la tecnologia ci dà una mano. Oggi noi ci vediamo in videoconferenza dovuto ovviamente alla crisi del Covid, però questa coincidenza vuole anche essere, vuole sfruttare le tecnologie, perché questa piattaforma tecnologica elaborata con la nostra azienda speciale T2I della Camera di Treviso e Belluno è importante, perché è uno strumento all'avanguardia, è uno strumento che ci permette proprio con direi con tempestività e con realtà di avere ovviamente una capacità di promozione del nostro prodotto e di vendita. Dopo il segretario generale Romano Chiozzo entrerà nel particolare. Comunque con questi progetti che il sistema camerale ha messo in atto, è un'attenzione che è obbligo per le camere di commercio essere vicine alle imprese, ma direi che è anche un'attenzione particolare per la montagna, che sta soffrendo molto in questo momento. Abbiamo la materia prima che per noi sarebbe il petrolio, il bosco e i suoi legni sono per noi, come ho detto, fondamentali per il rilancio della montagna, soprattutto perché vediamo che il bosco sta sempre più avanzando. Poco tempo fa io e il segretario generale eravamo a Feltre e ci hanno fatto vedere com'era la montagna a metà degli anni 90, verso insomma la metà degli anni 90, i boschi erano molto più alti e c'era tanta più terra a disposizione delle coltivazioni e questo ovviamente deve essere anche portato alla conoscenza della gente, perché tanti pensano che si stiano perdendo i boschi, il verde. Assolutamente non è così. Deve essere guidato e deve essere ovviamente, come in questo caso, tecnologicamente monitorato in modo tale da poter mantenere quell'equilibrio tra la montagna e ovviamente la coltivazione, che è l'altro elemento che permette ai nostri giovani di rimanere e di non abbandonare la montagna. Io vi ringrazio l'Università, T2I, i relatori e auguro a tutti un buon lavoro. Grazie mille anche a lei, Presidente Pozza. Mi auguro possa rimanere con noi per seguire il resto della discussione. La ringrazio per il suo supporto e anche per il fatto che la Camera di Commercio è uno dei nostri partner di progetto e ha un ruolo molto importante in questo.
Penso che possiamo dare avvio adesso alla tavola rotonda. Come sapete tratteremo delle imprese del settore forestale, della trasformazione del legno di fronte alle restrizioni sanitarie del Covid e di fronte a Vaia, in particolare del ruolo della piattaforma ITFOR. Io dirò solo 2 parole di introduzione perché non voglio rubare tempo ai nostri ospiti. Innanzitutto devo ringraziare ovviamente tutti coloro che hanno accettato di partecipare a questo incontro e anche tutti i partner del progetto ITFOR che hanno fattivamente collaborato con noi in questo anno di vita del progetto e che anche ci hanno aiutato a mettere in piedi questo evento. I nostri partner, a cui non abbiamo potuto purtroppo dare spazio durante l'evento, non possono intervenire tutti, quindi solo alcuni di noi presenteranno e rappresenteranno tutto il gruppo di lavoro. Li ricordo: sono il coordinatore Eco Dolomiti, la Deola Legna, il consorzio CIFORT, la Camera di Commercio di Treviso Belluno, T2I Trasferimento Tecnologico e Innovazione, il Dipartimento TESAR, la Confartigianato Imprese Venete, Etifor e AIEL. Ricordo che il progetto ITFOR è finanziato dalla misura 16 cooperazione del PSR Veneto nella focus area 2A settore forestale e che si compone di una misura 16.1 per la realizzazione di progetti pilota e 16.1 per la costruzione dei gruppi operativi e 16.2 per la realizzazione di progetti pilota. Il progetto ITFOR partecipa anche al PEI Agri e alla rete rurale nazionale. Come è già stato detto, ha l'obiettivo di realizzare una piattaforma per far incontrare domanda e offerta di legname proveniente dal territorio veneto e quindi valorizzare questo prodotto del nostro territorio. Ma di questo ci parlerà più in dettaglio in seguito Luca Canzan nel suo intervento. Prima di passare la parola ai relatori vorrei dirvi che quando abbiamo iniziato a pensare questo progetto era il 2018 e né Vaia né l'emergenza Covid si erano ancora manifestate. Nel frattempo abbiamo avuto questi 2 eventi importantissimi: le foreste venete sono state abbattute da Vaia, il prezzo del legname è crollato, il nostro legname ha preso strade anche verso paesi lontani, poi è arrivato anche il Covid, i cantieri forestali sono stati chiusi, le attività produttive sono state fermate. E adesso imprese e società devono fronteggiare la preoccupazione di una nuova crisi economica. Tutto questo ha un po' cambiato lo scenario in cui il progetto ITFOR si pone, ovviamente, ci ha indotto a una riflessione più ampia. Quindi ad un anno dal progetto noi siamo pronti a presentare una versione beta della piattaforma e l'avremo fatto e lo faremo nel futuro perché questa piattaforma questa versione beta possa essere testata dai potenziali utilizzatori, quindi dai comuni, dai proprietari forestali, dalle imprese boschive, dalle segherie, dalle imprese di prima e seconda lavorazione, dai consumatori finali. Però certamente alla luce di questi 2 avvenimenti che hanno segnato profondamente la situazione delle filiere forestali e dei territori di montagna, oltre che le nostre vite come persone, anche l'idea di introdurre una maggiore informatizzazione e digitalizzazione nel settore forestale assume una dimensione più significativa e più ampia. E quindi abbiamo voluto dare a questo nostro incontro proprio un respiro più che non si localizzasse solo sul territorio veneto, ma anche a scala più ampia, e per questo abbiamo ospiti anche che diciamo sono attivi a livello nazionale della ricerca e della politica forestale. Quindi vogliamo veramente riflettere insieme come la digitalizzazione può aiutarci a valorizzare la risorsa legno sul territorio regionale come vuol fare ITFOR, ma anche su scala più ampia. 2 parole sulle regole di ingaggio sull'organizzazione del meeting. Daremo la parola ai nostri ospiti della tavola rotonda a cui verranno poste delle domande. Ciascuno di loro avrà circa 5-10 minuti per parlare. Ricordo invece a tutti gli altri ospiti che possono porre domande tramite la chat
sia quella di Zoom che quella di YouTube, e al termine della tavola rotonda raccoglieremo alcune di queste domande, raggrupperemo quelle simili e porremo le domande ai relatori. Al termine poi avremo la dottoressa Stefani a cui chiederò di presentare le conclusioni del nostro incontro. E pregherei tutti di tenere il microfono in muto in modo che non disturbi chi sta parlando. I relatori di oggi, ve li presento brevemente, sono il consigliere di Assolegno Mauro Zennaro, il segretario della Camera di Commercio di Treviso Belluno Romano Tiozzo, il presidente di Conaibo Livio Bozzolo, il direttore dell'ufficio promozione e territorio della Camera di Commercio di Trento Adriano Zanotelli, il settore forestale della regione Friuli Venezia Giulia Romano Rinaldo Comino, Luca Canzan che è partner di progetto ITFOR, Roberto Santolamazza di T2I che è anche partner del progetto ITFOR, e infine il direttore della Direzione Generale delle Foreste del MIPAF, Alessandra Stefani. Darei adesso inizio proprio alla tavola rotonda, passando la parola ai relatori. Il primo è il consigliere Zennaro di Assolegno, a cui vorrei porre questa domanda. Consigliere Zennaro, come abbiamo già accennato nell'introduzione, la piattaforma ITFOR si pone l'obiettivo di far incontrare domanda e offerta di legname, di tracciare le filiere locali e di cercare di consolidare l'approvvigionamento di legname proveniente dai boschi della regione Veneto. Qual è l'interesse delle segherie, in generale del comparto che lei rappresenta, per lotti e assortimenti di legname del territorio, sia a scala regionale che sovraregionale? Quali sono le problematiche che intravede su cui la piattaforma potrebbe intervenire concretamente? Per esempio, c'è una necessità di una maggiore standardizzazione dei prodotti legnosi e c'è incertezza sugli approvvigionamenti? In generale, quali sono i dubbi principali del settore industriale? Allora, buongiorno a tutti, spero che mi sentiate bene. Intanto ringrazio per l'invito e per questa importante tavola rotonda che mi vede anche coinvolto come consigliere delegato di Assolegno. Assolegno è una delle associazioni di Federlegno, la seconda per importanza, la prima per importanza per Area Legno, dove ci sono circa 450 aziende associate iscritte, che partono dalle industrie boschive, segherie, industrie che producono legno, diciamo, ingegnerizzato, quindi travi lamellari, pannelli che vanno nel mondo delle costruzioni, e costruttori di case e di edifici a strutture in legno. Tornando alla domanda, sicuramente c'è un grande interesse per uno strumento regionale che possa mettere insieme in un'unica piattaforma la domanda e l'offerta, e tracciando anche le filiere locali. E oggi, come aziende di trasformazione, come aziende di commercio, il Veneto, che è anche al primo posto, diciamo a livello nazionale come regione, importa circa l'80% della materia prima lavorata. Ecco, questo ci fa pensare alla grande potenzialità che ha questa regione nel consumo di prodotto locale. C'è un interesse non solo sul tondame, ma soprattutto su segati, su semilavorati, su travature e pannelli. Sono tutti prodotti che oggi trovano sempre più impiego nel mondo delle costruzioni. E alla domanda le problematiche che intravedo su questa piattaforma e come intervenire concretamente. Credo che una delle problematiche più importanti oggi è la certezza dei dati. Viviamo in un contesto dove è veramente difficile avere dati certi. Cosa ha bisogno la filiera di trasformazione? Qual è la domanda specifica dei vari prodotti della quale ha bisogno e qual è la capacità produttiva oggi di soddisfare questa domanda? Credo che diventi veramente importante avere la certezza di questi dati, perché altrimenti facciamo anche fatica a andare a incrociare la domanda e l'offerta. Quindi credo solo attraverso questa mappatura
possiamo progettare politiche adeguate di sviluppo della nostra risorsa forestale per rispondere sempre di più, come dicevo prima, a una domanda che diventa sempre più precisa, puntuale e soprattutto una domanda che cresce continuamente. Nella standardizzazione dei prodotti, ben credo che oggi non si può più produrre quello che casca, ma quello che oggi il settore e il mercato chiede, e quindi credo che gli operatori lo sanno benissimo. Sempre più a livello sia comunitario e nazionale c'è una standardizzazione molto spinta, perché è soprattutto nel campo, nel mondo delle costruzioni, che oggi c'è una richiesta sempre più in crescita, e quindi diventa importante andare proprio a identificare veramente i prodotti necessari per questa domanda. Per quanto riguarda l'incertezza degli approvvigionamenti e i dubbi nel settore industriale, ma ci sono stati dei periodi dove abbiamo avuto veramente della difficoltà a reperire il materiale, e quindi, come le dicevo prima, noi importiamo l'80% del materiale semilavorato e non riuscivamo a mantenere e soddisfare i tempi dei nostri clienti a loro volta. Quindi in un mercato sempre più globalizzato, in un mercato dove secondo me ci sono anche altri paesi, non solo a livello europeo ma anche internazionale fuori dall'Europa, che stanno crescendo soprattutto nel mondo delle costruzioni, i paesi oggi produttori di questi prodotti, di questi semilavorati che io chiamo legno ingegnerizzato, prendono altre strade, e quindi abbiamo difficoltà a diventare, come eravamo un tempo, anche gli interlocutori principali di certi paesi dell'Europa. Quindi secondo me, se dobbiamo noi sviluppare una politica industriale della filiera, c'è la necessità di capire quanto oggi la domanda interna possa essere soddisfatta dal mercato nazionale. Voglio ricordare alcuni dati. Come Regione Veneto noi siamo al secondo posto a livello nazionale per numero di addetti e di fatturato e di imprese. Siamo al primo posto nel settore dell'arredo e siamo al primo posto per export nel settore dell'arredo. Quindi c'è una attenzione anche da parte della Regione nei confronti della filiera. E di questo vorrei anche ringraziare il governatore, che ha avuto questa sensibilità, perché ha istituito l'anno scorso, ha dato via a una cabina di regia regionale per la filiera veneta del legno arredo, per definire delle politiche mirate di sviluppo. Ho visto alcune presentazioni dopo il ciclone Baia, ho visto quanto ha fatto la Regione, che strumenti ha messo in pista. Io credo che abbiamo le capacità per fare delle cose veramente importanti. Ho visto una presentazione da parte del direttore Fabrizio Stella di Avepa, di uno strumento per il monitoraggio dei nostri boschi, delle nostre strade, della mappatura completa. Quindi io credo che manca poco per arrivare a uno strumento importante, che deve diventare anche uno strumento di dialogo tra le regioni. Quindi partire da un'attività locale mirata per andare ad allargare con uno strumento che possa dialogare anche con altre regioni, in modo che possano copiare, tra virgolette, ecco, questo nostro modo di operare nel settore. Io avrei terminato, non so se ci sono domande. La ringrazio, Mauro Zennaro. Io penso che ci saranno sicuramente delle domande che però teniamo al termine della tavola rotonda, le raccogliamo come abbiamo detto, quindi la pregherei di restare qui con noi, e passerei la parola al segretario Tiozzo. Che non ero sicura di aver Ci sono. Buongiorno. Ho un problema con la camera, con la telecamera girata, che risolverò dopo, magari in corso di riunione, però spero che mi sentiate.
La sentiamo bene, la sentiamo bene. Perfetto, ottimo. Allora, il mio intervento... La faccio, le pongo una domanda. Lei doveva farmi una domanda prima, giusto? Ecco. Fare una domanda. Grazie. Dunque, la piattaforma ITFOR, che lei conosce bene, è uno strumento che si pone anche al servizio delle aree montane svantaggiate. Non dimentichiamo che nella regione Veneto le foreste sono per la maggior parte dei casi, l'80%, nelle aree montane. Quindi volevo chiederle come vede nel concreto il ruolo della sua istituzione nel progetto e in generale nella promozione del legname locale. Come possiamo rispondere alle esigenze specifiche delle piccole imprese anche artigianali che si trovano nelle aree montane? E come anche un altro aspetto che mi piacerebbe affrontarsi è come l'azione della Camera di Commercio di Treviso Belluno può anche però connettersi, collegarsi all'azione di altre Camere di Commercio del territorio della Regione Veneto, ma anche Camere di Commercio del nord-est per arrivare a un'aggregazione della domanda su una scala più ampia. Penso ad esempio alle regioni Friuli, Venezia Giulia, al Trentino, che sono anche qui rappresentate. Grazie. Adesso. Bene, grazie. Allora, io vorrei partire da due brevissime considerazioni dell'attualità, cioè delle cose che stiamo vivendo in questi giorni, perché vi devo dire che in questi 2 mesi di chiusura sostanzialmente delle nostre attività, noi abbiamo avuto in Camera di Commercio, dove abbiamo dovuto affrontare un piano di riorganizzazione degli uffici, dei servizi, eccetera, velocissimamente, su 130 persone circa. Abbiamo tenuto in presenza in sede per i servizi essenziali, i certificati per l'export, il registro delle imprese, il deposito di brevetti, i protesti, eccetera, circa il 20% del personale, e in fretta e furia, in maniera molto spedita, abbiamo fatto lavorare a casa più di 115 persone. Ecco, dico questo perché questi 2 mesi hanno dato un'accelerata spaventosa, straordinaria, che ci avremmo messo anni, ecco, per arrivare a questo risultato, nel bene e nel male. Nel male perché è sempre utile vedersi, incontrarsi, scambiarsi le idee guardandosi in faccia, perché delle volte le idee sono più visibili attraverso le espressioni delle persone e di chi le rappresenta. Però anche attraverso, cioè è stato un periodo molto positivo. Ecco, noi abbiamo collaborato in questi mesi con le prefetture, in particolare, abbiamo creato dei gruppi di lavoro per prevedere, in base ai codici Ateco, che poi sono codici assolutamente fuori, diciamo, anche dal punto di vista dell'aggiornamento e della corrispondenza tra le attività esercitate dalle imprese e l'attività descritta dai codici Ateco, adesso i dubbi sono emersi e sono venuti fuori pesantemente. Infatti moltissime imprese, non solo nella nostra Camera ma anche in altre realtà camerali, sono corse ad aggiornare i codici Ateco, perché dal momento in cui un'impresa si iscrive 10, 8, 15 anni fa al momento contingente in cui si opera, le cose cambiano velocemente. Uno dice: ma come, io non faccio sta cosa e non corrisponde nell'attività che esercito, no? Perché? Perché non ci si preoccupa, perché quando le cose funzionano, tutto funziona bene, nessun problema. Oggi abbiamo il codice Ateco, è diventato come lo spread qualche mese fa, è diventato un patrimonio, tutti conoscono cos'è il codice Ateco. Ecco, tutti non sanno però che questo codice, lo abbiamo visto, rappresenta poco la realtà economica facendo una fotografia del momento esistente. Ecco, dico questo perché anche il lavoro che noi abbiamo fatto grazie appunto a questo progetto, noi per la verità Camera di Commercio molto poco, però la società T2I, l'università e gli altri partner del progetto, è un lavoro importantissimo. Dopo cercherò magari di dire anche qualcosa, ovviamente nello specifico magari il dottor Santolamazza, Luca Canzani eccetera entreranno nel merito, però
Dobbiamo pensare nelle prossime settimane anche a guardare a questo progetto, a questo prodotto che sta venendo su, in funzione appunto di questi mesi che sono appena trascorsi, cioè di una modalità diversa con cui tutti siamo stati spinti ad affrontare il tema della digitalizzazione, della informatizzazione, della realtà aumentata e di tutte le questioni legate all'innovazione di servizio, di resa dei prodotti, eccetera, che nelle aziende si presentano e a come le aziende rappresentano queste innovazioni rispetto alla pubblica amministrazione, rispetto a quella esigenza che diceva benissimo Mauro Zennaro di avere delle informazioni che siano aggiornate, perché le informazioni sono un patrimonio importantissimo che servono per la programmazione sia del settore pubblico sia anche del settore privato e delle imprese. Ecco, quindi vorrei porre come primo punto della mia riflessione questo elemento, cioè il tempo che stiamo vivendo ancora, non so per quanto, ci ha costretti a fare un'accelerazione sull'uso degli strumenti, sulla confidenza anche personale con questi strumenti e ci deve portare a far riflettere se lo strumento che abbiamo creato è ancora uno strumento attuale, credo di sì, ma sicuramente sul lato dell'utilizzatore va ulteriormente raffinato. Vi dico questo perché, e chiudo sta parte, molte delle imprese boschive, no? Voi sapete che nei primi decreti erano escluse dall'esercizio dell'attività, poi con un po' di fatica e anche chiarendo bene insomma che quando si è in mezzo al bosco oppure quando si è in campagna oppure cioè i pericoli sono veramente molto remoti rispetto ad essere assemblati in un'azienda o in un'attività commerciale eccetera, e le imprese boschive, anche quelle più piccole, più piccoline, le piccole segherie eccetera, si sono rapportate con queste nuove esigenze e hanno fatto dei percorsi e dei passi da gigante notevoli, di cui noi non possiamo non tenerne conto. Questo è il primo aspetto che volevo sottolineare e sollecitare ovviamente chi interverrà dopo di noi. Nella sostanza, qual è il ruolo della Camera di Commercio rispondendo alla domanda, ma poi ci sono degli autorevoli rappresentanti anche di altre Camere che ovviamente sono già partite, penso in particolare al Trentino Alto Adige, che questo lavoro lo fanno da anni. Noi ci stiamo affacciando adesso perché da tempo invece di lamentarci nelle nostre montagne, invece di ecco, abbiamo pensato di dire bene, finiamola con questo lamento e con questa frammentazione, ma proviamo a mettere in piedi degli strumenti, delle nuove autostrade, perché sono autostrade anche se non materiali, anche queste, per poter aggregare le nostre informazioni sul lato dell'offerta, sul lato della domanda, ma aggregare queste informazioni su una serie di servizi che possono essere rese sia alle imprese boschive sotto il profilo della sicurezza, sotto il profilo dell'organizzazione del loro lavoro, sotto il profilo della telematica, dei contatti, dei rapporti, eccetera, e sul lato della domanda di questi prodotti e di questi servizi. Quindi su tutto il fronte che presidia il settore di Mauro Zennaro che ha ben descritto precedentemente. Ecco, ci stiamo partendo quindi da questa esigenza di ricostruire un po' la fiera del legno, eccetera, e come si ricostruisce attraverso degli strumenti. E qui è nato il progetto, partito prima attraverso una fase di progettazione, ora in una fase anche di concreta realizzazione. Qual è il ruolo delle Camere? Il ruolo della Camera di Commercio è quello di essere un soggetto che io chiamo terzo, diverso sostanzialmente dai fruitori del servizio, che può mettere insieme e può garantire anche una certa sicurezza delle informazioni che vengono date, vagliandole e soprattutto validandole, in modo tale che chi usufruisce di questi servizi li possa usare nel modo migliore e siano i più utili possibili per la programmazione della propria attività. Dall'altro lato, cercare anche di mettere insieme tutti i soggetti pubblici che in questa filiera partecipano attivamente con
un'attività di autorizzazione, un'attività di controllo, un'attività di asseverazione, eccetera, in modo tale che gli attori di questo mondo siano collegati, certi, veloci, smart, come oggi si dice. Ecco, questo è il ruolo della Camera di Commercio e quindi è un po' più ambizioso rispetto al fatto di gestire una banca dati di informazioni tra la domanda e l'offerta di prodotti. È un po' più ambizioso. Devo dire che non siamo preparati anche per farlo, dobbiamo investire su del personale e questo è il lavoro di sperimentazione anche dei prossimi mesi e dei prossimi anni e quindi noi ci stiamo attrezzando per farlo. Noi parlo di Treviso e Belluno, però nei collegamenti, grazie appunto al lavoro fatto in questi mesi con chi ha gestito il progetto, sono stati approntati dei tavoli di lavoro anche con le altre Camere del Veneto, in particolare parlo di Vicenza e parlo di Verona, e sono stati approntati dei collegamenti appunto con le Camere che magari sono già partite, quelle trentine, e l'adesione ultima anche delle Camere friulane a questa modalità di lavoro. Ecco, questo è un patrimonio condiviso che è utile dal punto di vista di quello che succederà nei prossimi mesi. L'altro aspetto importante che vorrei sottolineare è il ruolo degli organismi associativi di categoria che sono all'interno della Camera di Commercio. Nel confronto avuto con loro in questi mesi, anche in altri tavoli, abbiamo visto quanto è utile anche il loro ruolo, perché le singole imprese, soprattutto se piccole e piccolissime, hanno delle difficoltà ad aggregarsi e anche la domanda di ciascuna impresa può essere aggregata e quindi meglio conosciuta, meglio valutata attraverso un ruolo sempre più importante svolto dagli organismi associativi di categoria. Penso alla Confartigianato, alla CNA, alla Confindustria, soprattutto per la parte di utilizzo, non tanto per la parte della produzione del servizio o del prodotto, ecco, ma agli altri attori che partecipano e che sono parte dei consigli delle nostre Camere di Commercio. E un ultimo aspetto riguarda tutto ciò che queste associazioni hanno da dire anche rispetto alla loro esperienza e all'attività di analisi e di studio che ciascuna ha come patrimonio appunto del proprio essere, del proprio essere nel tessuto sociale, nel tessuto economico di un territorio, di una provincia o anche in maniera provinciale. Ecco, quindi per rispondere alla prima domanda qual è il ruolo? Il ruolo della Camera di Commercio è proprio questo, di essere un soggetto collettore, per quanto è possibile, un soggetto collettore che non appartiene a nessuna di queste realtà, ma che cerca di metterli insieme mantenendo e cercando anche degli equilibri che molte volte sono difficili da raggiungere. La seconda questione, le piccolissime imprese. Ecco, la frammentazione e la lettura che è stata data è molta nei nostri territori, sul lato appunto della produzione, del servizio, della raccolta, eccetera. La stragrande maggioranza delle imprese che fa la prima lavorazione, diciamo, sono imprese piccolissime, ecco, e questa forse è una ricchezza, ma anche un aspetto di debolezza, ecco, del sistema. Ecco, su un altro tavolo, su altri ragionamenti che si stanno facendo, in particolare nella provincia bellunese, ci stiamo preparando anche per affrontare questo problema, cioè come fare in modo che taluni servizi che non vengono gestiti dalle singole attività economiche, perché non hanno la possibilità, perché non hanno i mezzi, perché non sono in grado di investire e per una serie di altri motivi, possano essere gestiti anche attraverso delle strutture o consortili o dei soggetti ai quali queste imprese possono partecipare, che fanno dei servizi comuni, in maniera tale che organizzano dei servizi comuni, in maniera tale da, una parte, sopperire attraverso una sussidiarietà di ciò che non fa ciascuna impresa, dall'altra parte di dare valore alle attività di ciascuna impresa in maniera tale che anche la rendita dal punto di vista economico sia maggiore. Ecco, questo diciamo è a lato di del nostro programma, però è altrettanto importante perché questa attività di aggregazione, di messa insieme e di
sussidiarietà nelle attività che fanno in particolare le piccolissime imprese è un altro aspetto importante che va da una parte studiato, ma dall'altra parte velocemente vanno approntate delle infrastrutture di servizio che possono veramente essere utili a ricostruire completamente, ecco, questa filiera, proprio secondo le finalità che ci siamo dette prima, quindi utilizzare il nostro prodotto, fare in modo che il nostro prodotto sia un prodotto di qualità, fare in modo che il prodotto di qualità nostro sia utilizzato dalle nostre imprese e che le nostre imprese che hanno questa vocazione, come ben rappresentava Mauro Zennaro, possano svolgere al meglio con il prodotto nazionale la loro attività verso i mercati internazionali. Il terzo aspetto che vorrei toccare è proprio, e finisco, quello delle azioni della Camera di Commercio e soprattutto delle azioni della Camera di Commercio rispetto anche ad altre pubbliche amministrazioni. Ecco, ultimamente nelle riunioni che ci sono state, più si parla e più viene voglia di dire, beh, proviamo veramente a fare in modo che questo strumento non sia solo la borsa merci del legno, punto e basta, ecco, ma possa all'interno della piattaforma, all'interno dello strumento che si sta approntando, ci siano una serie di altri servizi che fra l'altro aiutano anche a mantenere nel tempo economicamente valido il prodotto, che possano essere utili alle imprese, alla pubblica amministrazione e a tutti i soggetti che operano in questo ambito. È un lavoro che va ulteriormente implementato, bisogna trovare degli accordi e delle intese sicuramente con le regioni, con la regione Veneto in particolare. Abbiamo iniziato a fare qualche chiacchiera, qualche discussione. Io trovo molta disponibilità da parte della politica e l'assessore Pan oggi è venuto e quindi ci ha dato anche questo segno e questa dimostrazione, però poi nella concreta operatività servono accordi di programma, protocolli, chi fa questo, in modo tale da non sovrapporre nessuno ad altri in questo lavoro e anche per fare in modo che ciascuno faccia il suo bene e che la messa in comune delle informazioni, delle procedure, delle attività amministrative, della condivisione di queste attività che poi hanno un risvolto sul lato dell'impresa sia fatta nella maniera più semplice possibile per la pubblica amministrazione e più facile dal punto di vista dell'accesso possibile per le imprese che poi usufruiscono di queste attività per svolgere concretamente il loro lavoro. Questa è un'azione sicuramente da sviluppare, però io ho visto in questo tempo in cui ci siamo visti poca partecipazione mia, vi dico la verità, adesso vorremmo darne molta di più, finito anche questo momento così particolare della vita del Paese. Ecco. Però è necessario che il tema della semplificazione del rapporto della pubblica amministrazione a tutti i livelli con il mondo delle imprese sia nuovamente ripensato. Ecco. E oggi la telematica, come sempre l'informatica, ci viene in soccorso per i motivi che ho detto prima e sui quali non mi dilungo. Ecco, se voi ritenete, io mi fermo qua e nel frattempo, mentre intervengono gli altri, giro la mia telecamera, così avrete anche la possibilità di vedere la mia bruttissima faccia, perché sono a casa e non sono in ufficio. Ecco, buona giornata e buon lavoro e grazie a tutti. Grazie Raman Tios, la perdono, ha detto delle cose molto importanti, la perdono quindi se i suoi 5 minuti sono stati un po' più lunghi dei 5 minuti, ma non volevo certamente interromperla. Non la vediamo, ma avremo piacere di vederla. Vado oltre e passo la parola al Presidente Bozzolo di Conaibo. Presidente Bozzolo, le imprese boschive sono un anello fondamentale delle filiere forestali, hanno un ruolo veramente imprescindibile nel collegare domanda e offerta. Ci può illustrare nel concreto quali sono i bisogni delle imprese boschive e cosa si aspettano, cosa chiedono alla piattaforma ITFOR? Sentite? Certo, la sentiamo, sì. Buongiorno a tutti, sono Livio Bozzolo, Presidente del Coordinamento Nazionale delle Imprese Boschive,
che ha sede a Sondrio, costituito nel 2012 da tutte le associazioni e consorzi regionali assieme ai soci onorari AIEL, Compagnia delle Foreste, ma anche Federlegno Arredo a Solegno, che ci ha fornito più volte la sede di Milano per le nostre riunioni. Ho il piacere di portare il punto di vista del settore delle imprese forestali primarie e sostenere anche l'attività quindi del gruppo operativo ITFOR, in cui partecipa anche il consorzio CIFOR, nostro associato. Il progetto ITFOR è un esempio di sviluppo della filiera forestale a livello nazionale, che parte da un dialogo coordinato di tutti gli anelli di portatori di interesse. Alla sua domanda che lei mi ha posto, cosa vogliono le imprese forestali, semplicemente poter rispondere che le imprese forestali vogliono aumentare la loro potenzialità, competitività in un mondo che cambia velocemente. Il settore delle imprese forestali, sebbene ancorato ai tradizionali sistemi di taglio e desbosco, ha visto nell'ultimo ventennio una straordinaria trasformazione sia sul livello della meccanizzazione forestale che nell'organizzazione dei cantieri e sulla necessaria formazione che abbiamo sempre ritenuto indispensabile ed obbligatoria per qualsiasi taglio professionale. A questo riguardo non possiamo che essere contenti dell'approvazione dei decreti attuativi del TUF. Si tratta dei decreti che disciplinano i criteri minimi per la formazione professionale degli operatori forestali e dei decreti che delinea i criteri minimi nazionali per l'iscrizione agli albi regionali delle imprese che eseguono lavori e servizi nel settore forestale ed ambientale, previsti dall'articolo 10 del TUF. Avviare l'attuazione del testo unico delle foreste con il riconoscimento dei criteri per i percorsi formativi degli operatori forestali e con la creazione degli albi uniformi in tutta Italia, conferma l'attenzione e il sostegno del Ministero delle Politiche Agricole e del Dipartimento Foreste alle imprese che operano con professionalità in un settore così delicato e importante per il nostro Paese, in particolare per le aree interne. La multifunzionalità delle foreste e il loro immenso contributo al capitale naturale nazionale richiedono competenze molto ampie che è anche giusto non siano riconosciute e valorizzate. Le imprese forestali hanno dimostrato negli anni di essere altamente performanti in un'attività così complessa, ma la sola meccanizzazione avanzata e la professionalità non basteranno da sole a sostenere la crescita e lo sviluppo nel futuro. Siamo quindi pronti ad affrontare anche questa sfida digitale, ma con delle precise indicazioni, consci che ci dovrà essere anche un cambio di mentalità da parte degli imprenditori. I sistemi digitali devono essere semplici e accessibili e non devono appesantire ed aumentare la burocrazia delle imprese. In estrema sintesi dovranno semplificare le attività imprenditoriali. I portali di commercializzazione devono essere unici per territori omogenei, ad esempio a livello regionale, mentre una eccessiva proliferazione di sistemi genererebbe solo confusione e ridondanza. I portali dovrebbero essere simili come strutture ed operatività e meglio ancora dialogare per creare delle connessioni ed interazioni più efficaci. Per finire questi sistemi, e poi sarà Luca Calzan che spiegherà ampiamente il progetto. Questi sistemi digitali dovranno sviluppare prioritariamente le filiere corte e locali e solo a seguito di questo passaggio fondamentale possono aprirsi gradualmente a mercati più ampi. Inoltre le imprese forestali, per il contesto territoriale in cui operano, svolgono un ruolo fondamentale per l'economia rurale. Il beneficio diretto e indiretto che si avrebbe per lo sviluppo o il potenziamento di filiere corte locali si ripercuoterebbe positivamente sull'economia rurale e non solo. Ricordiamo che i prezzi di vendita del legname in piedi devono anche considerare la ricaduta sul territorio da cui provengono. Anche in questo periodo di emergenza sanitaria ridotta dal Covid-19 ci insegna che se non si mantiene l'economia a livello locale, l'intero sistema va in crisi. È necessario questo quindi, quello che noi chiediamo, che la politica nazionale e regionale siano in grado di individuare e sostenere gli anelli mancanti e deboli affinché vengano ripristinati e ristrutturati. Ricordo che anche compito della politica è il mantenimento del tessuto socio-economico territoriale e l'uno non esiste
senza l'altro. Credo che tutto il comparto agricolo e forestale abbia già dimostrato dalla crisi economica del 2008, che ha sbaragliato interi settori, di saper mantenere il proprio ruolo senza licenziamenti o dipendenti o chiusura di aziende. Chiudendo quindi, mi auspico che in questa sede la dottoressa Stefani possa anticiparci qualcosa in merito alle misure di riduzione della pressione fiscale a tutto il comparto, proposta già dal precedente sottosegretario Manzato con delega alle foreste, ma che ora, con questa emergenza economica e sanitaria, forse senza precedenti, risultano ancora più urgenti. Grazie. Grazie mille, Presidente Bozzolo. Ha toccato dei temi veramente fondamentali e ci ha anche introdotto il concetto che le piattaforme devono avere una scala regionale, devono coordinarsi a anche iniziative simili sul territorio, sui nostri territori limitrofi. E a proposito, i prossimi due ospiti della tavola rotonda dovrebbero darci un po' di indicazioni a questo, proprio in questo contesto. Il prossimo relatore è Adriano Zanotelli della Camera di Commercio di Trento, che gestisce il portale Legno Trentino, che è la piattaforma che ci ha ispirato in modo molto chiaro per mettere in piedi il nostro progetto. Perché abbiamo visto che questo modello si è dimostrato efficace nel raggiungere gli obiettivi che si era proposto di aggregare domanda ed offerta. Quindi la domanda che vorrei porre al dottor Zanotelli è quella di descriverci un po' in breve l'esperienza del portale. Volevo capire come è nato, come viene gestito ora, darci anche qualche informazione. Abbiamo visto quanto importante è l'informazione su una domanda e offerta che conosciamo solo in piccola parte, quindi per esempio quanti metri cubi di legname gestisce il portale annualmente, anche qualcosa su quello che è il grado di soddisfazione poi degli utenti e quali adattamenti sono stati poi introdotti, migliorativi nel corso degli anni e quali magari sono stati i cambiamenti che sono stati notati dopo l'evento Vaia. Quindi in realtà le domande sono molte. Lascio la parola al dottor Zanotelli. Grazie, buongiorno a tutti, vi porto i saluti istituzionali della Camera di Commercio di Trento, la Presidente della Giunta, sotto in particolare la Camera di Commercio di Treviso, la persona del Presidente e del Segretario Generale e tutti gli altri illustri autorità e relatori. Descrivere il tutto in 5 minuti è un impresabile, quindi mi attengo alle domande e lasciando poi magari a qualche le domande vostre per quanto riguarda l'illustrazione delle cose non chiare. Allora, innanzitutto c'è un accordo di programma tra Camera di Commercio di Trento e Provincia Autonoma, che è la base giuridica del risultato che noi oggi andiamo a illustrare. La base giuridica perché di fatto le competenze primarie della Provincia Autonoma di Trento hanno affidato e delegato alcune competenze particolari nel settore forestale con delle finalità precise alla Camera di Commercio di Trento. Mi riferisco in particolare alla costruzione di un portale del legno, stiamo lavorando da parecchi anni, alla delega per quanto riguarda l'elenco delle imprese forestali, l'elenco provinciale delle imprese forestali, di recente è uscito peraltro un decreto che ha dato delle indicazioni molto precise e preziose per l'omogeneizzazione delle normative a livello nazionale, la creazione di un osservatorio dei mercati del legno, che è stato anche ispirato, ricordo, ringrazio il professor Pettenella dell'Università di Padova, e naturalmente un'attività nell'organizzazione della commercializzazione del legname che parte già dal 1994, addirittura qui siamo stati incaricati con legge della Provincia Autonoma. Questo un po' sono le premesse di natura giuridica. Le finalità del portale sono ampie, nell'accordo di programma sono definite molto bene, riguardano essenzialmente lo sviluppo del mercato del legno trentino, la valorizzazione delle imprese e dei prodotti trentini, la valorizzazione attualmente dei progetti di ricerca e di sviluppo nel settore del legno, quant'altro riguarda il comparto
in senso più esteso. In sostanza il fattore comune che in qualche modo caratterizza la nostra attività è la valorizzazione del legname. Questo è il mantra che seguiamo da parecchi anni. Peraltro che trovo perfettamente in linea con quanto mi ha appena riferito il presidente Bozzolo sulla valorizzazione della filiera corta. Questo credo che sia l'interpretazione più corretta da dare a qualsiasi attività che verrà svolta a livello regionale, sia da parte del Veneto che da parte del in particolare l'accordo di programma parte nel 2008, anche se prima lavoravamo in altri termini. Nel 2009 prende avvio il portale. Viene strutturato appunto seguendo quello che avevamo previsto, cioè la valorizzazione delle aziende, dei prodotti, l'organizzazione dei mercati, l'osservatorio del legno, la cultura del legno, anche una parte legata a tutte le attività di eventi, manifestazioni, eccetera, eccetera. Insomma, però diciamo che il portale è molto ampio come tematiche affrontate. Naturalmente la newsletter, tutte le news riguardanti il mondo del legno a livello trentino, ma anche soprattutto a livello nazionale e nazionale. Fino al 2017 l'attività di organizzazione della commercializzazione andava per via abbastanza tradizionale. Quindi se veniva pubblicato un bando di gara, le aziende presentavano le offerte in una busta chiusa. Abbiamo deciso di innovare, quasi stravolgere questa forma che naturalmente i tempi lo consentivano, gli strumenti erano maturi, le aziende erano sufficientemente digitalizzate, anche l'offerta da parte dei comuni era sufficientemente pronta per accogliere questo sistema. Nel 2017 c'era una crescita del prezzo del legname interessante, noi peraltro ci siamo collocati, abbiamo avviato il portale nel momento in cui questa crescita stava tendenzialmente era infrenata, stava calando, e siamo partiti con i mercati online piuttosto in un momento piuttosto felice, diciamo, per il mercato. Nel 2018 è arrivato Vaia, nel 2019 siamo partiti con una ulteriori attività legate appunto alla gestione delle emergenze. Cosa succedeva prima? Prima organizzavamo nell'ambito delle attività da noi affidate da parte della provincia autonoma di Trento, per cui sottolineo, lavoriamo in strettissima connessione. Noi organizzavamo circa una ventina, tra le 20 e le 25 esperimenti di vendita all'anno, con il principio di mettere insieme più enti proprietari e quindi mettere insieme anche più aziende per creare dei veri mercati locali molto ampi, che andavano dalle poche migliaia di metri cubi di legname in vendita fino anche addirittura a doppia cifra, qualche volta qualche rara volta. Quindi arrivavamo più o meno a gestire fino al 31 dicembre 2016 circa dalle 70 alle 80 mila metri cubi all'anno, con dicevamo 24 esperimenti di vendita, 550-540 lotti all'anno, con la partecipazione di circa 115, parlo a livello complessivo, tutti questi anni, enti pubblici proprietari, e certo 170 aziende provenienti prevalentemente dal Trentino, ma anche dalle regioni confinanti. Dicevamo, riguardavano le vendite essenzialmente legname accatastato. Verso la fine del periodo, tra il 2015 e il 2016, tendenzialmente c'è stata anche una sorta di liberalizzazione. Abbiamo cominciato a lavorare anche sul legname in piedi, cercando di derogare un po' questi limiti che ci eravamo proposti per creare dei mercati locali veri e propri, interessanti per le aziende, e lavorare anche naturalmente con meno metri cubi, quindi cercare di creare eventi più frequenti, non 20 all'anno, ma anche magari 30, 40, crescendo un po'. Abbiamo elaborato il portale e l'abbiamo messo online. Naturalmente voi l'avete visto, magari tanti sanno anche come funziona, mi riferisco in particolare alle aziende acquirenti. Il principio a cui ci siamo ispirati era: virtualizziamo i mercati, perché essenzialmente le imprese possono vedere il legname, sanno quali sono le particelle forestali dove possono lavorare sugli acquisti in piedi,
possono vedere le cataste perché i piazzali di accatastamento sono disponibili e visibili, ci sono i riferimenti ai custodi forestali e ai comuni che vendono, quindi sostanzialmente il prodotto riescono a valutarlo, virtualizziamo i mercati, cerchiamo di creare dei momenti di vendita, degli esperimenti di vendita più frequenti, che sono più interessanti per le imprese, per una gestione dei propri approvvigionamenti. Il portale in background per le imprese è di fatto un sistema gestionale per le imprese stesse, cioè loro vedono quello che hanno, con cui stanno lavorando, le offerte che fanno sul lotto anziché un altro, e gestiscono la propria politica di approvvigionamento in maniera molto efficace. Parimenti, dall'altra parte, l'ente proprietario riesce a gestire in maniera molto molto veloce, ma sempre pur nel rispetto della norma giuridica, i propri esperimenti. Attualmente prima avevamo, come dicevamo prima, fino al 2016 avevamo mercati locali piuttosto interessanti, con migliaia di metri cubi a disposizione. Adesso riusciamo a vendere in maniera molto più frequente, ma anche lotti molto piccoli essenzialmente. E come dicevo, abbiamo ampliato a tutte le possibili modalità di vendita e a tutte le possibili allestimenti, tipologie di allestimenti, dall'allestimento a strada fino all'allestimento in piedi, con il presunto e quant'altro. Dicevamo, col 1° gennaio 2017 abbiamo iniziato a lavorare e subito le attività si sono dimostrate, il sistema si è dimostrato funzionale, perché abbiamo ampliato immediatamente il quantitativo di immessi in vendita a oltre 100.000 metri all'anno. Questo in un anno, quindi nell'anno 2017. E nei primi mesi del 2018 il trend si è confermato in salita proprio, in questo caso qua, perché si pensava addirittura di arrivare a oltre 120.000 metri all'anno, che rappresentano, sottolineo, tra il 50, il 60 e il 70%, dipende un po' dagli anni, del legname venduto dalle amministrazioni in provincia di Trento, escluse il mondo dei privati. Sottolineo il fatto perché il portale del legno non è un servizio obbligatorio per i comuni. Noi offriamo un servizio, le persone aspetta ai comuni un po' cogliere questa opportunità e normalmente arrivavamo al 50-60% delle transazioni sulla nostra piattaforma, con dei prezzi anche abbastanza interessanti fino al 2018. Poi è successo varia. Eravamo quindi quando è successo varia, quindi con i primi di novembre, le attività sono partite in maniera decisa e ci siamo noi posti i primi dubbi, ma il nostro portale sarà sufficiente, sarà adeguato per rispondere a un'emergenza così importante? E lì era una scommessa, nel senso non è che noi abbiamo fatto grandi innovazioni, però i sistemi che funzionano anche in situazioni di emergenza, e questo è diciamo così, è quello che ci ha in qualche modo rivelato la nostra esperienza. Tant'è vero che dal 1° novembre in poi, diciamo fino al 30 aprile scorso, quindi questi mesi, sono state esperite 198 gare sul portale del con 1046 lotti. Il numero delle imprese e il numero degli enti offerenti, degli enti proprietari, è aumentato, quindi siamo a 180 imprese acquirenti e 180 circa enti proprietari offerenti. Quindi lo strumento Portale del Legno Trentino si è dimostrato un supporto molto importante nella gestione dell'emergenza. Tant'è vero che siamo arrivati a transare 900.000 metri cubi di legname sul portale, che si affiancano ad altri 900.000 metri cubi e oltre, gestito direttamente o in seconda battuta dalle amministrazioni pubbliche, a cui si aggiunge un'ulteriore quantità altrettanta quantità gestite dal mondo dei privati e dalle altre regole o modifiche comunitarie, firme e quant'altro. Quindi di fronte a questo cataclisma che in Trentino ha abbattuto oltre 4 milioni di metri cubi di legname, noi siamo arrivati allo stato attuale delle cose, secondo lo studio che ha redatto la provincia autonoma di Trento Servizio Foreste, recentissima pubblicazione, siamo arrivati ad avviare al taglio e all'utilizzo
quasi il 73% materiale di serra. Questo è il risultato di un'azione naturalmente molto importante che ha svolto il territorio a tutela e a protezione e a valorizzazione del materiale che purtroppo era a terra con il primo inverno. Tralascio naturalmente tutta la parte emozionale del Vaia, ma perché è stato un colpo durissimo alla nostra provincia, un colpo durissimo che i trentini hanno fatto fatica ad accettare. Siamo rimasti attoniti di fronte a questo cataclisma, però abbiamo lavorato in maniera molto rapida e in team, diciamo, per ovviare questo problema. Come ho organizzato il portale del legno? Mi avvio a concludere. Noi siamo un team di 2 persone che lavorano entrambe a part-time, dipendenti della Camera. Io lavoro in questo settore già dal 1994. Siamo 2 persone, la dottoressa, oltre al sottoscritto c'è la dottoressa Maria Cristina Tomasi, affiancati a loro volta da un dottore forestale, consulente, il dottor Claudio Maurina, profondo conoscitore della nostra realtà forestale, che ci affianca per le questioni di natura tecnica, naturalmente. Quindi non servono solo competenze di ordine tecnico forestale, ma servono anche competenze di natura economica, statistica e di marketing. Post-Vaia, quindi, la struttura delle cose, il mercato è fermo, lo dico sinceramente. L'ultima importante vendita è avvenuta a gennaio con circa 50.000 metri tariffari, dopodiché il mercato, vuoi per la situazione di emergenza Covid, vuoi perché nel nord Europa c'è parecchio bostrico e una tempesta che è scattato mi risulta altri milioni di metri cubi, il mercato si è molto fermato e gli enti proprietari tendono a non porre in vendita il legname. È vero che nel mese di febbraio e di marzo, diciamo che i 10.000 metri cubi di legname posti in vendita sono andati sostanzialmente deserti. Ricordo che poi nel corso, per ovviare e controllare e verificare lo status quo di avanzamento dei lavori per fronteggiare l'emergenza Vaia, attraverso il portale, con un grandissimo lavoro del Servizio Foreste che ha coordinato l'attività di rilevazione sul territorio, abbiamo costruito attraverso il portale un sistema di monitoraggio dell'andamento dei mercati. Come dicevo prima, non tutto il legname passa attraverso il portale, alcune amministrazioni scelgono di rendersi autonomi per quanto riguarda la vendita, del resto ripeto, il portale non è uno strumento obbligatorio, è un servizio, l'abbiamo sempre concepito come tale e se funziona le persone aderiscono. Se c'è una politica forestale locale importante che deve essere seguita, ovvero l'asta pubblica, che è la forma più importante per vendere il legname pubblico, diciamo va deserta, le amministrazioni pubbliche si, tra virgolette, arrangiano, attuano le proprie politiche locali forestali assolutamente giuridicamente tutelate. Cos'altro dire? Sì, il grado di soddisfazione. Il grado di soddisfazione del portale, secondo una recentissima indagine che abbiamo proprio sviluppato per capire come stavamo andando, diciamo ci ha dato risultati molto interessanti, anzi appaganti direi. Oltre il 80% dei nostri utenti, sia operatori professionali, enti proprietari che utenti normalissimi, perché il portale è visitato anche da tanti utenti interessati al mondo del legno, senza essere necessariamente aziende o operatori professionali, oltre l'80% ci ha dato una valutazione positiva o molto positiva. Questo è un po' quello che diciamo. In particolare il settore, l'area di lavoro del portale più valutata è proprio quella della commercializzazione. Il Vaia, dicevo, ha fatto scendere, e finisco la relazione così, ha fatto scendere il valore del legname dai 90 euro al metro cubo come prezzo base, diciamo così, medio ponderato dei legnami accatastati, ai 60 euro al metro cubo, quindi almeno 35%. E per quanto riguarda i lotti in piedi, pre-Vaia eravamo su 65 metri cubi media aritmetica, siamo arrivati a circa 20 euro al metro cubo media aritmetica, con un calo del 65%. Il mercato in Trentino non è stato un tracollo. Chiaro che sono cali importanti,
però non sono stati cali disastrosi. Abbiamo lavorato tantissimo per fare in modo che venga valorizzato il legname senza svendere, senza farci prendere dalla paura di vendere nell'immediato, ma senza aspettare troppo, evidentemente, perché il legname si deteriora, segnate, e siamo arrivati ai risultati che dicevo prima e a questi valori sui mercati. Credo che sia questo importante. Enfatizzo ancora e sottolineo e ringrazio il grande gioco di squadra che è stato fatto in Trentino, a partire dall'interno della Camera, importantissimo ruolo della Camera, come ha sottolineato il dottor Piozzo, ruolo istituzionale, rientra perfettamente nelle finalità istituzionali creare i mercati dei nostri prodotti, creare un osservatorio dei mercati, lavorare sulla trasparenza degli stessi e quindi operare a fianco alle nostre imprese, ma come parte terza e a fianco anche agli enti proprietari per avviare un servizio utile al sistema. Finito, sono a disposizione per domande e ringrazio tutti. Grazie mille Adriano Zanotelli di questa illustrazione così completa che ci ha fatto capire che il portale Legno Trentino non è solo una piattaforma di commercializzazione del legname, ma anche uno strumento molto più ampio al servizio delle imprese. E adesso vorrei passare la parola al Rinaldo Comino del settore forestale della regione Friuli Venezia Giulia. Ovviamente il fatto che sia qui ci fa capire che anche la regione Friuli Venezia Giulia crede in questi strumenti e quindi al proposito vorrei chiedere quali sono le necessità del mercato del legno della sua regione, cosa la regione sta già facendo e anche come vedrebbe l'idea di un coordinamento a livello di nord-est tra i portali che dialogano tra loro, come è stato detto, dovrebbero avere una struttura simile, parlare linguaggi simili. E vorrei scusi, dottor Comino, vorrei solo sottolineare che chi vuole porre domande non è necessario che alzi la mano, ma può farlo direttamente nella chat e poi daremo lo spazio al termine degli interventi per appunto queste domande. Ecco, scusi. Bene, allora innanzitutto ringrazio molto l'organizzazione, gli Amici del Veneto, soprattutto il dottor Zanotelli con cui ci siamo sentiti appunto in questi mesi per avviare qualcosa di analogo da noi che adesso vi dettaglierò in modo sintetico. Porto saluto ovviamente del mio assessore Stefano Zanier e del mio direttore centrale, il dottor Faidiga, che è un forestale, quindi si occupa sia di agricoltura e di altre materie, ma anche di foresta ovviamente. Allora, il tema è centrale. E anche noi come Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia abbiamo avviato un percorso con la Camera di Commercio perché diciamo è assolutamente un player centrale nell'attuazione delle politiche forestali di questa regione, anche e soprattutto nella misura in cui poi si sviluppano, si consolidano e si strutturano sempre di più i rapporti di cooperazione, di visione strategica comune per lo sviluppo delle aree montane e della regione nel suo complesso del settore legno. Il legno nasce nelle foreste e nelle coltivazioni specializzate della pianura e viene poi trasformato diciamo così, da imprese che a vario titolo lo lavorano, dalle imprese forestali fino a quelle dell'ultima trasformazione nei vari settori. Noi dobbiamo fare un percorso, consolidarlo e strutturarlo. Per fare questo, in realtà, questa regione autonoma non parte ora, era partita intuendone le necessità a metà degli anni 90, però con un progetto sempre comunitario, parlo dell'obiettivo 5B, e in estrema sintesi tra i vari output di progetto c'era ed è stato fatto la cosiddetta borsa del legno regionale, che poi per diversi anni è stata gestita da una cooperativa che tuttora funziona, la cooperativa Legno Servizi, con sede a Tolmezzo, la quale ha tra le varie attività sviluppato la commercializzazione
diciamo, congiunta di legname tondo allestito. Quindi sostanzialmente era un progetto che voleva introdurre nella nostra regione, e alla quale naturalmente la regione poi ha contribuito notevolmente come conferitore, quindi come soggetto che proprietario di foreste ha conferito il proprio legname alla vendita attraverso questo sistema, e ha, diciamo, pur tra mille difficoltà di un progetto innovativo, comunque ha prodotto dei risultati molto importanti che, se non altro, per esempio, hanno portato un contributo di conoscenza dei prezzi del legname. Ora la situazione è, diciamo, ecco, diciamo come dimensioni del venduto attraverso questo sistema. Ovviamente parliamo di sistemi basati non diciamo, un'impostazione informatica, anche se adesso nelle evoluzioni ultime in questi termini avviene, di volumi venduti comunque intorno ai 40.000 metri cubi come massimo. Ora ovviamente lo scenario è cambiato. Il tema della commercializzazione da svolgere in modo strutturato e moderno resta centrale, e quindi previ alcune interlocuzioni e approfondimenti fatti proprio con il dottor Zanotelli, comunque quindi con la Camera di Commercio di Trento, la nostra regione autonoma è arrivata a emanare una legge regionale a fine 2019 e per partire con un progetto che si chiama Legno Friuli Venezia Giulia. Ora noi e veniamo quindi all'attualità, diciamo. Quello che noi intendiamo fare è in buona sostanza attivare un portale con la Camera di Commercio affinché le transazioni avvengano online con i diversi sistemi di vendita possibili. Ci sarà quindi la possibilità di vendere in piedi, ci sarà la possibilità di vendere a strada e ci sarà, come reportistica che questo sistema dovrà produrre, la conoscenza dei prezzi, che sono peraltro anche utili per un'altra modalità di scambio di legname all'interno di circuiti più chiusi che sono le reti di impresa. Quindi lo sforzo che noi vogliamo fare è quello di contribuire a portare elementi di conoscenza che facilitino sia i rapporti commerciali ordinari, ma anche quelli più ambiziosi, appunto legati allo sviluppo delle filiere locali, diciamo di modalità di trasformazione del legno dei nostri boschi in prodotti, diciamo così, trasformati nel nostro territorio. Ovviamente senza nessuna visione autarchica, anche perché il fabbisogno di legname del nostro sistema manifatturiero è molto più grande rispetto a quello che siamo in grado di produrre e anche rispetto a quello che saremo in grado di produrre risolvendo problemi che stiamo operando strutturali con appositi investimenti. Abbiamo molte foreste sottoutilizzate per inadeguatezza di infrastrutture di viabilità di accesso, per la frammentazione fondiaria, ma sono temi che al pari di questo sono attenzionati e che cominciano ad avere delle risposte. Baia naturalmente nel frattempo ha condizionato non poco diciamo, i progetti che comunque vanno avanti, e la dimensione anche dei volumi che hanno investito alle nostre foreste in termini di legname abbattuto fanno rendere evidente come anche questo strumento sia assolutamente necessario, questo di un portale, per velocizzare tutte le operazioni di transazione che sono in termini di temporalità assolutamente necessari, perché il fattore tempo nelle attività forestali è decisivo come mercato in generale, ma è merce deperibile d'estate, d'inverno c'è più difficoltà a operare, quindi riuscire a ottimizzare le tempistiche sotto tutti i punti di vista ovviamente è un fatto decisivo. Ora, noi diciamo stiamo lavorando proprio in queste settimane per affinare insieme alla Camera di Commercio, che ci ha fatto la proposta a seguito di questa legge che è uscita alla fine dell'anno scorso, e contiamo insomma di arrivare entro, diciamo, inizio 2021 ad avere uno strumento
diciamo così, da poter testare in modo strutturato, e naturalmente un obiettivo generale, ma dobbiamo adesso, noi siamo veramente un work in progress in questo momento, e ovviamente avere una modalità stabile nel tempo in ambito regionale. Lei mi chiedeva quali necessità ha anche il nostro mercato. Ma diciamo, noi cerchiamo di ascoltare gli operatori che sono le imprese, ma dobbiamo ascoltare anche i comuni, perché nella nostra realtà i comuni sono dei player centrali, perché sono i proprietari dei boschi fondamentalmente, e però le imprese non solo in qualità di utilizzatori, ma anche di soggetti che stiamo cercando di fare in modo che siano sempre di più i gestori di porzioni importanti di proprietà pubbliche, quindi diventano dei soggetti centrali ancora di più. Assolutamente siamo infine d'accordo, interessati a cooperare con il Veneto, con il portale che state costruendo in Veneto e con quello che già esiste e che funziona molto bene in Trentino, immaginandoci delle forme di coordinamento. Vedremo adesso magari di portare intanto a casa concretamente, come dire, lo strumento operativo, capire fin da subito, intercettare subito quali sono le eventuali necessità o incongruenze, perché poi il portale deve, come dire, essere utilizzato, e conosciuto, utilizzato e eventualmente anche aggiustato, ma appena questo strumento, come dire, comincia a configurarsi nella nostra regione autonoma, noi siamo assolutamente interessati a cooperare con il Veneto e con il Trentino per fare, come dire, favorire la commercializzazione integrata. Io poi personalmente, lo dico qui come elemento eventualmente di discussione, sono un sostenitore assolutamente della filiera corta, ma le filiere corte non vanno mai viste in modo, come dire, assolutistico, anche perché per regioni di confine come le nostre, le filiere corte devono traguardare il prodotto, il marchio, il prodotto italiano, ma anche l'aspetto ambientale. E viste la natura organizzativa, la tipologia delle aziende, l'omogeneità che ha l'arco alpino di qua e di là, Slovenia, Austria, eccetera, non bisogna peraltro anche escludere ipotesi di cooperazione anche con questi altri soggetti. Certamente perseguendo logiche di valorizzazione in primo del prodotto locale, però, ripeto, io faccio l'esempio di Vaglia e concludo il mio intervento, se non vi fossero state comunque acquisti fatti anche da player, diciamo, fuori regione, il nostro legname sarebbe stato rimasto lì, perché poi i conti bisogna farli anche da questo punto di vista qua, con la capacità effettiva di trasformazione locale e la possibilità di poter vendere rapidamente il prodotto. Questo così come si. Grazie mille, dottor Comino. Sicuramente avremo parecchio lavoro da fare insieme nei prossimi anni. Passo subito la parola a Raul Romano della rete del CREA, della Rete Rurale Nazionale, di cui ITPOR fa parte, e vorrei chiedergli una prospettiva a una scala più ampia, magari anche suggerendoci qualche iniziativa o qualche altro esempio virtuoso di digitalizzazione del settore forestale di cui è a conoscenza, che funzionano. Sappiamo che nel RAF, per esempio, c'è stata un approfondimento riguardo a questo. Grazie Raul, a te la parola. Se magari riusciamo a stare nei 5 minuti previsti, lo so che è pochissimo per tutto quello che c'è da dire, ma volevamo riuscire anche a dare un po' di spazio alle domande. Ok, cercherò di essere molto breve. Mi sono messo anche davanti il cellulare con il tempo per essere corretto. Allora sì, Paola, tu citavi giustamente il RAF. Il RAF è stato un momento molto importante proprio per ritornare a delle affermazioni che sono state fatte precedentemente da dei colleghi su quello che è la conoscenza di quello che è il tessuto imprenditoriale, non solo quindi il patrimonio forestale nazionale, ma anche la conoscenza sul livello di innovazione e di tecnologia che il mercato può offrire, non solo da un punto di vista meccanico delle imprese.
E il RAF come esperienza, grazie all'indagine che è stata svolta insieme a Compagnia delle Foreste, ci ha permesso di fare una mappa di come a livello italiano siano utilizzati gli strumenti informatici. E da questa mappa, insomma, emerge chiaramente una situazione veramente eterogenea partendo proprio dalle istituzioni, cioè da come le regioni utilizzano i sistemi informativi. Per esempio, banalmente, la domanda per il taglio elettronica, i portali sportelli di supporto alle imprese. Abbiamo un livello molto diverso, quindi non voglio esagerare, ma ci muoviamo dall'alta telematizzazione ancora fino al cartaceo. E quindi insomma non possiamo parlare di un'unica situazione in Italia. L'obiettivo del testo unico, come già qualcuno ha detto, è proprio quello di riuscire a dare almeno dei criteri minimi nazionali su molte materie e tematiche che devono per forza essere riportate a livello nazionale con dei criteri base. Una fra queste è sicuramente la possibilità di avere una conoscenza tra domanda e offerta del materiale legnoso. Questo aspetto è importantissimo, non se ne parla da ieri. Io studente nei primi anni 90 era già una cosa che veniva fortemente evidenziata come carenza, cioè le industrie di trasformazione in Italia che si approvvigionano principalmente all'estero sanno quale materia prima può uscire dai boschi italiani, che tipo di materia prima, con quanta frequenza, quantità, possono utilizzarla questa materia, come possono utilizzarla? Beh, questa problematica è stata affrontata benissimo dal Trentino con diciamo, un esempio eccezionale, dal Veneto con l'utilizzo dello sviluppo rurale come strumento per finanziare questa iniziativa. Purtroppo se prendiamo la misura 16 che poteva essere utilizzata, come sapete, da tutte le regioni d'Italia, è stata utilizzata solo dal Veneto in questo modo, cioè un PEI specifico nato per questa attività è nato solo in Veneto. In altre regioni sono nate cose non simili, molto ancora in bozza, che cercano comunque di arrivare a questo presupposto. La mancanza di una conoscenza diretta tra domanda e offerta per il settore forestale è fortemente evidenziata anche nel RAF dal crollo, per esempio, negli ultimi 30-40 anni delle imprese di prima trasformazione, ovvero delle segherie in Italia. Questo crollo fortissimo imprenditoria tutto nel Veneto, ma in tutto il resto d'Italia, ha fatto sparire quell'anello di passaggio che forse tradizionale proprio tra l'industria, trasformazione vera e propria e l'impresa forestale. Tendo a mancare questo passaggio, come la tempesta Vai ha dimostrato, ci siamo trovati fortemente diciamo impreparati a lavorare tutto quel materiale, per esempio, ma abbiamo una forte carenza di imprese capaci di lavorare materiale italiano e fornirlo alle imprese italiane. Io vedo soprattutto piccole realtà sul territorio con lo sviluppo rurale dove la trasformazione e il prodotto finito con legno italiano sul mercato ha un valore aggiunto molto interessante, che in una visione, come diceva Zennaro, globale ormai, dobbiamo puntarci, dobbiamo giocarci. In un web seminar di qualche settimana fa mi è piaciuto molto un intervento di Renzo Motta, che diceva: signori, provate ad entrare all'Ikea e ditemi qual è il pezzo di legno più grosso in massello che trovate. Ovviamente la risposta è molto semplice, non andiamo sopra i 20-30 centimetri. Bene, la produzione di materiale legnoso italiano in questo momento potrebbe sicuramente avere un mercato interessante in Italia, perché le produzioni di bassa qualità, definiamola così, ma di standard comunque minori rispetto a un massello, a un travame di tradizioni più culturalmente più evolute, diciamo così, in Italia è pieno e possiamo valorizzarlo, però dobbiamo mettere il mercato, cioè l'industria della trasformazione, che evolve sempre di più verso un'innovazione tecnologica nell'utilizzo del legno, con un uso a cascata, come diceva Comino prima.
nella possibilità di poter avere questo materiale e di poter dire questo materiale è italiano, è lavorato in Italia e può essere venduto nel resto del mondo, con un livello anche di valore aggiunto poi economico non da poco. Questo meccanismo manca. Io sono convinto che l'esempio del progetto, della misura che si è sviluppata in Veneto, potrà essere un esempio da portare nella nuova programmazione anche su altre regioni. In primo luogo perché ha dei costi bassi, quindi non con altri sviluppo rurale e con la richiesta di risorse finanziarie da altri settori dello sviluppo rurale, ma ha un impatto fortissimo territorialmente parlando. Però ovviamente un discorso di questo tipo non può limitarci, e qui ritorno all'affermazione di Zenaro, cioè quella della situazione globale, non può limitarsi a dei mercati regionali o addirittura locali, ristretti, ma deve avere un coordinamento nazionale in modo tale che la ditta calabrese può vendere sul mercato dei prodotti a un'impresa che trasforma in Trentino oppure in Friuli e viceversa, e creare quindi la possibilità di scambio a livello nazionale. Su questo sicuramente si può lavorare, gli strumenti per lavorarci ci sono, in quanto le misure dello sviluppo rurale rimangono quelle della precedente programmazione e si aprono anche con una prospettiva più nazionale rispetto a quella delle singole regioni. Esistono dei tavoli importanti dove queste argomentazioni possono essere discusse all'interno del MIPAF per creare un coordinamento e utilizzando piattaforme, anche visto che l'innovazione in questo periodo di Covid ormai siamo tutti molto esperti, diciamo così, dell'innovazione tecnologica, piattaforme in grado di aggregare altre piattaforme territoriali, permettendo un accesso libero e un dialogo tra appunto domanda e offerta, che è la base se vogliamo veramente rilanciare questo settore, perché chi ha presente anche quello che poi è il mercato e come si muove, qual è la domanda, come selvicoltore, saprà poi muoversi anche con le scelte selvicolturali da fare, anche in una prospettiva, e utilizzare meglio anche il prodotto territoriale locale. In generale volevo solamente dire questo, spero di aver colto la richiesta della tavola rotonda e di aver lanciato qualche suggerimento utile. Ti lascio la parola, Paola, grazie. Grazie mille Raul, hai lanciato veramente delle riflessioni molto importanti per noi e la prospettiva che hai dato a scala più ampia è veramente quello di cui abbiamo bisogno, anche su cui abbiamo bisogno di ragionare. E passiamo adesso agli ultimi due interventi della tavola rotonda, che sono dei nostri partner di progetto, che ci daranno qualche approfondimento su quella che è lo stato di avanzamento del progetto, i suoi obiettivi e anche forse di come possiamo raccogliere tutte le suggestioni che ci sono state fornite finora. Do la parola quindi a Luca Canzan, a cui chiedo brevemente qualche approfondimento appunto sul come è nato il progetto ITFOR e quali sono le sfide che lo attendono. Certo. Grazie Paola. Cercherò di essere brevissimo, quindi taglierò qualcosa, ricordando che comunque sto seguendo questo progetto dal 2015, quindi ancora prima dell'uscita dei bandi del PSR, e ricordo anche che questo progetto parte da una prima fase di innovation brokering, anche questa straordinaria sulla metodologia della programmazione del PSR relativamente alla misura 16 di cooperazione. Ecco, in questa fase di innovation brokering abbiamo svolto tantissime attività di animazioni, no? Sul territorio regionale, e ringrazio soprattutto Confartigianato Belluno che ha subito creduto all'iniziativa, ma anche Confartigianato Vicenza, Treviso, Verona, e siamo arrivati anche ad esporre, ecco, questa idea progettuale a Bruxelles il 26 aprile del 2018. Ringrazio anche e cito il patrocinio di Confagricoltura e l'interesse con cui stanno seguendo questo progetto, soprattutto anche per le possibili sinergie con il mercato del pioppo regionale. Qual è in sintesi l'obiettivo del progetto? Lo ripeto, ecco, semplicemente quindi avvicinare la domanda ed offerta del legname a livello regionale e per tutti gli assortimenti attraverso quindi una piattaforma digitale finalizzata a rendere da una parte più efficace la vendita dei proprietari pubblici e privati e dall'altra semplificare la ricerca del legname per le imprese forestali di prima e seconda utilizzazione e per ultimo, non meno importante, esibire anche i numeri e le potenzialità al comparto industriale. In questo senso, vista anche la partecipazione di molte amministrazioni comunali della provincia di Belluno, della provincia di Treviso e proprietari di foreste, avremo bisogno di
di comuni per testare il sistema di aste tramite la neopiattaforma. Certamente non in questo momento, dovremo aspettare una ripresa dei mercati, però sicuramente il passo successivo e che era in programma da compiere da questo mese di maggio in avanti è fondamentale, quindi avere delle amministrazioni che credono a questo servizio offerto e fare queste prove. Naturalmente vorremmo anche la collaborazione di qualche regola, perché dovremmo anche affinare un approccio diversificato per le proprietà regoliere. Tornando al progetto, lo slogan coniato da Mauro Masiero di Etifor, nostro partner progettuale, è riassume un po' tutto quanto quello che abbiamo detto: lo sviluppo locale e il mercato globale. Ecco, questo in estrema sintesi. Correndo, perché i tempi sono estremamente ridotti, posso dire semplicemente che in questo percorso abbiamo un progetto di adattare l'esperienza del portale trentino, già descritta dal dottor Zanotelli, e Zanotelli che ringrazio anche per la collaborazione data nella fase di innovation brokering, adattarlo alle necessità del mercato veneto, e per questo è in progetto una sezione aggiuntiva che permetta alle imprese aggiudicatarie dei lotti con modalità in piedi di poter presentare il proprio portafoglio in una vetrina virtuale, e quindi facilitando ulteriormente anche l'accorpamento dei singoli lotti ed aumentando quindi l'appetibilità delle richieste di mercato, che dopo VAIA sono sicuramente più sensibili a rilevanti quantitativi. Sebbene questi portali siano univocamente considerati strumenti essenziali per revitalizzare la filiera forestale, come già detto, sono stati considerati anche buone pratiche nel RAF, dopo la tempesta VAIA, che ha visto l'ingresso anche di compratori cinesi, dopo questa emergenza sanitaria che ha congelato gli scambi commerciali, dal nostro punto di vista appare sempre più necessaria una rivitalizzazione del mercato interno, realmente in grado di aumentare il valore aggiunto del legname, riconosciuto anche dal testo unico in materia di foreste e filiere forestali. E questo vuol dire mantenere ricchezza sul territorio, sostenere altresì il tessuto imprenditoriale e rurale, che ricordiamoci vuol dire anche aree montane svantaggiate, ed infine ridurre gli impatti ambientali per i trasferimenti di legname su scala internazionale. Come già detto, bisogna incentivare l'utilizzo del legno locale anche per tutelare le industrie dalla concorrenza dei mercati globali nel medio-lungo termine. È infatti noto che nei prossimi anni vi sarà un aumento della richiesta di materie prime legnose, e questo è già evidente analizzando anche l'ingresso cinese post-VAIA. Con questi obiettivi di rafforzamento del mercato regionale e nazionale chiudo, tagliando alcune considerazioni che volevo comunque esporre. Chiudo il mio intervento facendo una proposta al settore industriale. Qui l'ho presentato dal dottor Zanoni di Assolegno, ma ovviamente rivolgendomi anche a Federlegnoredo. Vi chiediamo di dare il patrocinio al progetto ITFOR e partecipare direttamente allo sviluppo della piattaforma negli ultimi 2 anni di programma. Abbiamo ancora 2 anni di fase di testing e di disseminazione di risultati prima della chiusura di questo ambizioso progetto, e questa collaborazione è fondamentale per fornire il punto di vista del settore ed esplicitando le richieste del comparto industriale, e alla fine offrire al sistema camerale di Union Camere e Infocamere, che prenderà in gestione la piattaforma, come abbiamo detto, un sistema perfettamente fruibile ed efficace per l'intero territorio regionale e per il sistema imprenditoriale veneto. Vi ringrazio. Grazie mille Luca. Passo la parola immediatamente a Roberto Santolamazza, T2I, Trasferimento Tecnologico Innovazione, che è il partner di progetto che sta sviluppando la piattaforma, quindi chiedo a lui di darci qualche elemento su a che punto siamo, come è organizzata la nostra piattaforma e come si sta attrezzando per adattarsi alle nuove sfide poste dalla situazione presente. Sì, grazie Paola. Anch'io per brevità e cercare di rispettare il patto, diciamo, di durata del seminario,
farò un intervento molto conciso, evito di condividere alcuni mock-up, diciamo, delle schermate del portale, perché comunque a questo punto sono cose, magari sono dettagli ovviamente a disposizione, ma non necessari per la discussione. Io mi ovviamente unisco alle considerazioni che ha fatto Luca, lavorando fianco a fianco su questo fronte come agenzia per l'innovazione. E diciamo il nostro ruolo rispetto a tutto quello che è stato detto, cerco di andare per differenza per evitare ripetizione, chiaramente ha molti significati, perché come forse qualcuno sa, T2I è la principale agenzia per l'innovazione in questa regione ed è partecipata da molte Camere di Commercio del Veneto, e il nostro ruolo è comunque un ruolo tecnico, ma che vede tra l'altro anche alcuni aspetti di mercato significativi, perché tra le varie attività e ambiti di servizio siamo anche un organismo di certificazione nel mondo dei prodotti da costruzione attraverso la nostra struttura di laboratorio che si chiama CERT e che opera proprio nella certificazione di molti prodotti. Ovviamente siamo a mercato ormai finale, quindi dei clienti sia privati che aziendali, che vanno per esempio dalle pavimentazioni, ai serramenti, ai pannelli, eccetera, eccetera. E quindi tutte le esigenze che sono state identificate, devo dire, noi le vediamo anche da varie altre angolazioni e confermano assolutamente il significato e l'importanza di avere uno strumento come questo. Sostanzialmente lo abbiamo disegnato e abbiamo proprio iniziato a disegnarlo avvalendoci anche della preziosa collaborazione dell'informazione e dell'esperienza del dottor Zanotelli, quindi la Camera di Commercio di Trento, per ovviamente far tesoro un po' dell'esperienza, in una logica, e lo confermo anche tecnicamente, già che nasce per essere interconnessa in una logica, diciamo, che speriamo in un giorno non così lontano possa essere magari un mercato del legno che va da Gorizia ad Aosta, tutto l'arco alpino, e dall'altra parte cercando di mobilitare davvero un tema di filiera, perché, e questo ve lo dico anche come agenzia per l'innovazione che opera molto addirittura con il cappello della Commissione Europea come Digital Innovation Hub su questo territorio, perché questa nuova, io più che ripartenza la voglio chiamare rinascita dell'economia, si gioca sicuramente su alcune parole chiave, che sono l'uso degli strumenti digitali e la trasformazione digitale, ma dall'altro si gioca in filiera, soprattutto perché sapete benissimo che il tema delle piccole e piccolissime imprese non è un tema né veneto né italiano, ma è un tema europeo, cioè la dimensione media di impresa in Europa non è molto dissimile da quella che abbiamo in questa regione, e il fatto che si giochi davvero una nuova competitività attraverso l'uso sì del digitale, ma soprattutto nell'organizzazione in filiera, dove vengano valorizzate le competenze e il valore che viene poi generato al mercato al massimo, sono due aspetti che riguardano davvero un po' tutte le industrie, tutti i settori. E quindi questo, diciamo, pur nella contingenza davvero complessa, capita davvero in un momento molto significativo, molto importante anche di riorganizzazione delle filiere. Ecco, in sintesi, che cosa, dove siamo? Di fatto, come diceva Luca, il portale è stato prototipato e quindi da un punto di vista tecnico non è ancora ovviamente completamente disponibile online, perché entra nella sua fase di finalizzazione, di messa a punto. L'approccio è modulare volutamente, perché il tema, ecco, e questa è un po' un'altra raccomandazione che faccio sempre, il tema non è che lo strumento da solo risolve i problemi, il tema è avere uno strumento che corrisponde esattamente ai fabbisogni, alle necessità
delle aziende e dall'altra parte che risolva dei problemi alle aziende. Perché poi se facciamo uno strumento anche super sofisticato ma che non è allineato con i fabbisogni delle aziende, faremo sicuramente un buco nell'acqua. Quindi l'approccio è un approccio, ripeto, che ha fatto tesoro e fa tesoro delle esperienze già in corso, e dall'altra parte ha una costruzione molto bottom up, quindi sono stati sviluppati i moduli di base e gli elementi che ne compongono le strutture funzionali. Quello che dobbiamo fare, che avevamo in programma proprio dal mese di maggio, e su cui ovviamente adesso c'è la complessità della fase che viviamo, ma su cui però stiamo già ragionando anche, per non andare troppo in là, su forme e magari anche a distanza da cui partire, riguardano la prima fase del processo, quella cioè della raccolta dei dati, della definizione delle offerte, della loro dell'inserimento nella piattaforma da parte dei comuni, delle regole, degli altri operatori, e che riguarda ovviamente anche un tema non tanto tecnico di soluzione software, perché vi devo dire quella di fatto l'abbiamo già. Si tratta di allineare i processi, perché lavorando con i comuni, con le regole, sicuramente per come sono organizzate le operazioni oggi ci possono essere magari le stesse informazioni ma raccolte in moduli diversi. Faccio degli esempi molto pratici: dei PDF che hanno forme o che magari suddividono certe informazioni in maniera diversa. Quindi c'è un lavoro organizzativo di allineamento dei processi importante, dove la piattaforma ovviamente deve essere fatta bene, che vuol dire non dimenticare delle informazioni che magari qualcuno non usa ma che qualcun altro sì, non essere burocratica o ridondante, e questa è un po' l'altra preoccupazione, cioè avere le informazioni che in maniera molto snella sono dentro e raccolgono anche poi uno storico senza necessità di reinserire 1000 volte le stesse cose, e non ultimo permetta di fare della sperimentazione molto pratica. Quindi quello che stiamo cercando di fare, e qui lo lancio come open, come call to action, la disponibilità di qualche operatore, di qualche comune e regola che magari su cui si può ragionare e vedere se già a distanza riusciamo a fare alcune attività di sperimentazione di questo tipo che ci permettono di finalizzare soprattutto la parte, diciamo, a monte della transazione, della vendita, che è il primo obiettivo proprio di queste settimane, di questi mesi. Ovviamente rallentato dalla situazione contingente, ma su cui vorremmo andare. L'altro punto su cui veramente voglio spendere davvero 30 secondi, ma credo sia importante, è stato detto sia dal dottor Tiozzo che da altri colleghi, è il tema del coinvolgimento anche degli operatori delle imprese. L'intervento anche di Mauro Zennaro è stato molto, molto preciso. Ecco, il fatto di poter lavorare, e siamo molto aperti a sperimentare, a ricevere feedback, avere dei tavoli operativi anche con chi ci indicherete, segmenti di mercato che magari non necessariamente sono rappresentati o che magari hanno delle esigenze particolari, è un elemento fondamentale, ripeto, per questa fase, perché il cuore è la realizzazione di questo portale, ma il portale deve essere visto davvero in maniera strumentale, non è il fine del progetto, no? È lo strumento per ottenere una filiera che è supportata digitalmente. Tra l'altro, come diceva anche Luca, l'obiettivo è andare anche oltre il tema della transazione, che rimane l'obiettivo principale, cioè quello di creare in termini informativi, di confronto, di scambio anche di altre opportunità, un luogo digitale che poi diventi
quasi un po', non dico il desktop di ogni operatore che la mattina apre il portale per vedere le news, però sia uno strumento generale a supporto di questa filiera. Quindi questo è un po' l'obiettivo finale e su questo però vi assicuro, anche con tutte le analisi che facciamo, anche con ovviamente il Dipartimento TESAF, che è un po' il referente scientifico e con cui abbiamo già fatto molti confronti, non può avvenire se non c'è davvero la ricchezza che arriva un po' dalle diverse tipologie di aziende. Allora le associazioni, i singoli operatori, eccetera, sono non solo benvenuti, ma sono assolutamente richiesti in termini partecipativi, anche ovviamente in termini di critiche, perché sarà l'unico modo per avere la garanzia di queste funzionalità. E quindi da questo punto di vista call to action per almeno un paio di comuni o regole che vogliono, magari in digitale ci confronteremo, ragionare insieme a noi per mettere e provare a finalizzare magari sin da subito o comunque in tempi brevi qualche ulteriore aspetto per fare qualche passettino in avanti in questa finalizzazione, e più in generale agli operatori per avere una disponibilità nei prossimi mesi a fare da tester anche di moduli, diciamo, di questo percorso, però con una logica che è quella di filiera. Perché, e qui veramente concludo, lo diceva anche il dottor Tiozzo, e ce ne stiamo rendendo conto, la davvero accelerazione del digitale che è avvenuta in questi 2 mesi, ed è qualcosa che da cui davvero non si torna indietro, ha portato a tutti i livelli e per quanto riguarda un po' tutte le sfaccettature della nostra vita, a cominciare da quelli come cittadini, l'importanza dell'informazione e di informazione di qualità, l'informazione certificata e garantita. In questo senso io credo che tutti abbiamo un ruolo e anche in questo senso un pezzo di efficacia di questa iniziativa viene giocata proprio se riusciamo a essere il più possibile inclusivi. E io sono sicuro che però dall'altra parte, ferme restando anche le esperienze preziose che appunto abbiamo già sentito, da molti feedback che abbiamo già raccolto, questa esigenza sia sentita dagli operatori. Quindi secondo me un lavoro di squadra può portare davvero a un esito molto molto efficace. Grazie. Grazie Roberto, mi auguro anch'io che qua tra chi ci sta ascoltando ci sia qualcuno che coglie immediatamente le tue suggestioni e che si offra volontario per questa fase sperimentativa che è veramente di confronto, che per noi è veramente essenziale. Noi siamo giunti al termine della tavola rotonda e il programma prevede adesso le domande del pubblico. Però volevo prima sentire la dottoressa Stefani perché avevamo chiesto a lei di dare l'indirizzo conclusivo, quanto tempo ha, la immagine impegnatissima con molte altre incombenze, quindi volevo sentire se la dottoressa Stefani ha ancora qualche decina di minuti per attendere il dibattito o se preferisce intervenire adesso e lasciarci. Quindi Alessandra, sento... Buongiorno a tutti, no, grazie, ascolto ben volentieri anche le domande, ho ancora tempo, diciamo che se chiudiamo intorno all'1 mi lasciate il tempo perché facendo, come dire, smart working, le mamme fanno anche da mangiare per i figli che sono a casa insieme a lei, no? Ecco, allora diciamo che va bene se abbiamo ancora, come dire, una mezz'ora buona e le conclusioni cercherò di rimanere anch'io nei 5 minuti, ma ben vengano le domande e le ascolto volentieri. Grazie, grazie mille Alessandra. Allora, per le domande io passo la parola al mio collega Stefano Agrigolato. Con l'occasione lo ringrazio lui e ringrazio Alberto Udali che sono stati delle quinte di questa videoconferenza che ci hanno supportato anche dal punto di vista organizzativo, e anche ovviamente un ringraziamento va a Luca Canzan che ha animato questo incontro e la sua organizzazione.
Passo la parola a Stefano che ha raccolto ed elaborato le domande. Probabilmente non ci sarà il tempo di porle tutte, ma almeno le principali. E ringraziamo anche chi è intervenuto. A te Stefano. Sì, grazie Paola. Buongiorno a tutti. Abbiamo raccolto una serie di domande, tra l'altro abbastanza numerose, quindi cercheremo di fare una sintesi e selezionare quelle che sono più significative per questo incontro. Quelle che non riusciremo a prendere in considerazione, poi riusciremo a rispondere tramite una sintesi a queste domande che ritorneranno via mail. Le prime domande riguardano un po' quello che è la storia la considerazione a livello veneto delle imprese di trasformazione, quindi una domanda rivolta al dottor Zennaro che riguarda se in Veneto attualmente non sembra che ci sia una forte sinergia tra imprese di utilizzazione proprietari e industrie di trasformazione, cosa che nel passato, per motivi ovviamente storici, c'è stata. Quali sono le prospettive? C'è un portale di questo tipo? Può andare ad aggregare ulteriormente a favorire questa sinergia? Allora, posso rispondere? Mi sente? Posso rispondere direttamente? Brevemente, grazie. Allora, certo. Sicuramente un portale, come dicevo prima, di questo tipo diventa molto interessante per aggregare sempre di più domanda e offerta. Il Veneto ha avuto un momento, diciamo, di stacco a livello nazionale di federazione. Oggi invece è ben rappresentato perché all'interno della federazione abbiamo due rappresentanti, uno per le politiche industriali dell'arredo e uno per le politiche industriali del legno. Quindi sia io che Claudio Feltrin siamo tutti e due veneti e perciò credo che possiamo portare avanti politiche industriali di sviluppo e di trasformazione. Ripeto, abbiamo istituito un tavolo con la Regione Veneto e sono convinto che in futuro faremo molte cose. Tornandomi un po' ai relatori, convengo con il dottor Romano che serve un'attività importante delle associazioni per aggregare, per diventare più forti. La domanda c'è, l'anello debole è la segheria, è la prima trasformazione. Quello lì è l'anello debole e dobbiamo trovare, secondo me, delle politiche per sviluppare, aggregare più imprenditori, per riuscire ad investire nel settore delle prime lavorazioni. Questo secondo me è l'anello debole della catena. Ok, grazie. Proseguirei quindi con una seconda domanda. Queste sono un po' più veloci, sono rivolte al dottor Zanotelli. Innanzitutto se hanno registrato una valorizzazione del legname locale tramite proprio l'impiego del portale del legno trentino e se negli anni ovviamente in una condizione pre-vaia se sono registrati anche un aumento dei prezzi locali. La seconda domanda riguarda invece, sempre il dottor Zanotelli, se ci sono state delle esperienze, se i piccoli proprietari hanno avuto un'esperienza positiva tramite l'impiego del portale trentino e se sono stati ovviamente coinvolti, in che modo. Questo sostanzialmente le domande principali. Bene, allora per quanto riguarda i primi tempi di funzionamento del portale, quindi dal fine gennaio fino a ottobre, abbiamo registrato un aumento piuttosto consistente dei valori del legname, passati da circa 70-75 euro prezzo al metro cubo come indice, quindi medio ponderata su tutti gli allestimenti,
ai 90, anzi oltre 100 euro di prezzo medio base indice, per poi calare agli inizi verso parlo di metano 2018 alla cifra che ho detto prima, quindi attorno ai 90-95 euro. Quindi di fatto vuoi il periodo positivo, vuoi il fatto che insomma, il portale ha garantito una certa velocità, fluidità, trasparenza dei mercati, il valore del legname è cresciuto, anche per quanto riguarda il legname venduto in piedi. Naturalmente poi le cose sono andate diversamente. Per quanto riguarda i piccoli proprietari, ricordo che in provincia di Trento abbiamo anche enti proprietari molto piccoli. La difficoltà appunto, il portale cosa ha agevolato? Il fatto che mentre prima si doveva garantire un volume cospicuo di metri cubi da immettere sul mercato per creare un mercato locale, lo chiamiamo così, col portale del legno, di fatto qualsiasi proprietario, piccolo o grande che sia, può emettere il legname nel momento in cui sotto il profilo tecnico e soprattutto amministrativo sono pronti per farlo. Quindi se guardate le ultime aste dell'anno 2020 ci sono anche piccoli lotti da 130 metri cubi che si affiancano a lotti molto molto importanti come parlavo prima dei 50.000 metri cubi di inizi gennaio. Quindi non è ininfluente l'essere piccolo o grande proprietario, essere piccola grande impresa o segheria. Il portale è proprio trasparente sul suo profilo e funziona a tutti i tempi. Ecco. Bene, la ringrazio. Un'altra domanda per il dottor Zanotelli. Secondo lei le viene posta questa domanda: quanto il successo del portale Legno Trentino dipende anche un po' dal sistema che la provincia autonoma di Trento ha nella gestione forestale, con la presenza diciamo dei numerosi custodi forestali? Quanto questo può essere ha favorito eventualmente l'applicazione e il successo del portale? Allora, parlavamo prima, in particolare Gennaro diceva c'è stato un crollo delle segherie a livello nazionale. Beh, in Trentino noi, con dati finali 2017, abbiamo circa un po' più di 100 imprese che lavorano nella prima lavorazione del legname, e queste sono in grado di trasformare non solo tutto il legname che viene, tra virgolette, utilizzato in Trentino, ma anche quote di materiale grezzo che vengono da fuori provincia, in particolare dall'estero in certi momenti e da altre regioni italiane in certi altri. Io credo che il sistema della proprietà pubblica come è organizzata a Trentino è un fattore importantissimo per quanto riguarda l'organizzazione del legname. Come dicevo prima, però, ho sempre specificato bene una cosa, che le vendite del legname sono una scelta di politica locale, se vogliamo, chiamiamola così, oltre che naturalmente una strategia generale di vendita. Ci sono dei comuni, come dicevo prima, degli enti proprietari in alcune zone del Trentino che scelgono deliberatamente di utilizzare invece le proprie strade per attivare la propria vendita di legname. Questo perché la proprietà forestale non è soltanto una componente economica, ma è anche una componente culturale del territorio. Ricordiamoci che per alcune zone del territorio trentino il bosco, la foresta è essenzialmente una componente importantissima dell'economia locale, quindi loro ritengono che di tutelarla maggiormente attivando proprie esperimenti legali, valorizzando le imprese locali, cosa che è assolutamente giuridicamente fattibile, e noi non andiamo a incidere in questi cose. Lavoriamo invece su mercati molto più ampi, su mercati essenzialmente provinciali. Dico un dato importante, perché è l'osservazione di oltre 20 anni di lavoro sul territorio. Ricordiamoci che di tutti i metri cubi che vengono venduti in provincia di Trento, solo una quota che varia tra il 3 e il 7% annuo va fuori provincia. Quindi quando dicevo prima che è uno strumento a tutela della filiera foresta-legno locale e per la valorizzazione del legname trentino nell'ambito dei comparti
non era tra virgolette, una affermazione protezionistica, era un'affermazione realistica, diverso. In questo periodo poi Vaia ha cambiato un pochettino le cose, perché chiaramente, come dicevo, non tutto il legname poteva essere lavorato come è successo in altre regioni. Dicevo prima Comino in Friuli, il 40% del legname trentino schiantato è andato al Tresesti, un po' per opportunismo, un po' per necessità, la cosa è andata così. Però, riassumendo la domanda, è molto difficile rispondere. Gli enti proprietari sono organizzati molto bene in provincia di Trento. Questo è il tema che voglio dire. Sono organizzati molto bene sia per arrangiarsi, tra virgolette, per vendere i propri legnami come credono loro, attuando politiche forestali locali, ma soprattutto sono molto attrezzati bene per vendere e utilizzare piattaforme come quella del legname trentino per la vendita del legname appunto attraverso strumenti digitali. Questo aspetto, scusate, la ringrazio della risposta, è stato molto chiaro su questo aspetto e ha sicuramente evidenziato che la capacità organizzativa, la formazione, sicuramente anche nella gestione, il fatto di credere nella piattaforma ha portato un vantaggio questo alla provincia autonoma di Trento su questo sviluppo. Credo che anche le altre realtà regionali e provinciali potranno prendere spunto, che non è solo uno strumento, ma è soprattutto poi la capacità delle persone che ci lavorano dietro, che ci credono nel sistema. Una ulteriore domanda riguarda invece, è più generica e riguarda un po' il coinvolgimento delle proprietà private. Cioè, questa quindi è una domanda che viene rivolta un po' a tutti, vediamo chi può rispondere tra di voi. Assieme al portale ci sono altri strumenti che potrebbero favorire la vendita, l'aggregazione della vendita, soprattutto della piccola proprietà privata? Non so, magari qualche esempio, Friuli Venezia Giulia, c'era Comino, c'è ancora. Il tema della proprietà privata è veramente molto, molto complesso, perché purtroppo deve fare i conti con la frammentazione fondiaria e l'abbandono. Poi in realtà non è tutto così, ovviamente. Quindi, posto che l'obiettivo generale degli strumenti che come Regione si deve mettere in piedi è appunto creare strumenti, anche per ricollegarmi a quel discorso che faceva proprio poco fa anche il dottor Zanotelli, cioè l'importante è innanzitutto fare gestione attiva e sostenibile, ivi compresa sulla proprietà privata versus abbandono. Dopodiché cosa si può mettere in piedi? Direi che tra l'altro, come dire, sono elementi che riguardano la proprietà privata e anche quella pubblica come strumento opzionabile. Nell'ambito degli incentivi che vengono concessi con il piano di sviluppo rurale piuttosto che con fondi regionali, per agevolare come dire, l'operatività, quindi l'azione di gestione delle foreste, quindi come effetto indotto, oltre che la manutenzione del territorio, anche emissione di legname, si può prevedere, non in via esclusiva, ma semplicemente come elemento di come criterio di selezione, come elemento di priorità, punteggi a favore di quei soggetti, di quei proprietari o di quelle imprese che hanno gli uni dato in gestione i beni alle imprese forestali, iscritte magari negli elenchi regionali, magari facenti parte essendo nodi di reti di imprese, quindi per le filiere locali, e magari anche, come dire, in possesso di certificazione di catene di custodia, speriamo delle imprese, oppure laddove vi sono investimenti e richieste di aiuto fatte dai comuni a vario titolo, un elemento di punteggio per quelli che hanno fatto, pubblici o privati come proprietari, delle concessioni a favore delle imprese. Il tutto quindi con obiettivi multipli, tra cui evidentemente cercare di orientare politica a favore delle filiere locali. Il secondo aspetto, che in parte si collega anche al primo, è che le proprietà purtroppo, anche quelle private, almeno parlo dell'esperienza del Friuli Venezia Giulia, e quindi per esempio in Friuli Venezia Giulia vuol dire praticamente tutta la cintura prealpina e qua e là nelle zone interne delle Alpi, c'è una viabilità totalmente assente.
possiamo mettere in piedi tutti gli strumenti che vogliamo, ma se non c'è l'accessibilità, questa, voglio dire, non consente di fare tutti i percorsi. Ci vuole coordinamento, ci vuole una relazione comune perché le proprietà sono frazionate, ma noi per esempio, e chiudo, con il piano di sviluppo rurale tutte le misure sono state orientate per favorire in primo luogo le imprese, ma non per i tradizionali, meglio, non solo per i tradizionali finanziamenti per la meccanizzazione, ma soprattutto viabilità e miglioramenti boschivi dove, con i criteri che ho detto prima, le imprese sono state i primi beneficiari e questo ha consentito come sistema di muovere 16 milioni e mezzo di euro complessivi sulla misura forestale, sulla misura del piano rurale, la 4.3, che sulle infrastrutture di viabilità di accesso alle foreste e alle maglie pubbliche, ma anche molte private immerso. Se posso aggiungere due parole velocemente, dico che e ribadisco, ecco, come abbiamo intenzione di strutturare il portale, abbiamo perlomeno 3 categorie, 3 sezioni, e quindi l'impostazione del portale dovrebbe essere rivolta quindi ai proprietari pubblici che hanno necessità di effettuare una gara con evidenza pubblica, alle regole comunioni familiari come una richiesta di visibilità, ma con una necessaria trattativa privata che andrà tarata caso per caso, e ai singoli privati a cui verrà data la possibilità di esibire le offerte, meglio sotto forma anche di piccoli raggruppamenti. Quindi è considerata nell'ambito del progetto e strutturazione della piattaforma tutte queste categorie. La logica è: non possiamo risolvere il problema della frammentazione della proprietà privata, ma come diceva il dottor Zanotelli, anche il singolo privato che può inserire in un portale i 100 metri cubi, no? Come soglia minima, ecco, che noi tecnici forestali conosciamo, può aumentare la massa critica e può anche innescare in maniera indiretta l'aggregazione di altri proprietari, perché se ci conosciamo e iniziamo a parlare la stessa lingua, ecco, ci rendiamo magari conto che il nostro vicino ne ha 50 e il vicino dall'altra parte della parte opposta ne ha 70. Ecco che unendo queste potenzialità possiamo rendere appetibile anche per imprese specializzate l'utilizzazione boschive, quindi abbattendo i costi e fornendo sul mercato prezzi legname e quindi a prezzi concorrenziali. Ecco, questa è la logica. Non possiamo pretendere che la piattaforma risolva però i problemi critici della filiera. Ecco, questo la piattaforma è un sistema di rivitalizzazione che poi chiaramente il territorio deve saper cogliere e usufruire. Domanda, quella forse un po' più... non si sente? Ok, scusate. Grazie delle vostre risposte. Farei l'ultima domanda, forse quella più concreta, e qui l'esperienza arriva ancora da Trento. Se il sistema, il portale, non solo quello trentino, ma anche quello che saranno sviluppati dal Veneto e dalla Friuli Venezia Giulia in futuro, se si riescono ad autosostenere in termini di, ovviamente, di costi di gestione tramite la gestione del legname, quindi con la compravendita, oppure se c'è necessità di un eventuale intervento pubblico. Questa è un'ulteriore domanda che è arrivata ovviamente dal pubblico. Io non ho una risposta da dare, nel senso che secondo me non ha senso una domanda di questo genere, perché, come ho specificato all'inizio del mio primo intervento, le finalità che Provincia Autonoma di Trento e Camera di Commercio sono poste, e Camera di Commercio di Trento si sono poste, sono state finalità di natura istituzionale. Questa non è un'attività commerciale. Noi lo facciamo gestiamo questo servizio proprio per la valorizzazione del legno trentino. E quindi non credo che sia non ho una risposta da dare. Probabilmente facendo i conti di quello che costa e di quello che potrebbe, quello che genera come valore sul territorio, diciamo che siamo ampiamente ripagati. Mi riferisco in particolare al volume o al valore del legname che viene transato sul portale. Mi riferisco in particolare ai costi che noi affrontiamo, sono abbastanza in linea, diciamo così, con una gestione di un sito
più o meno complesso, quale potrebbe essere il portale del Legno Trentino, che magari sono diversi da regione a regione, e il costo del personale, ma il valore che genera il nostro territorio è enorme. Quindi diciamo si ripaga ampiamente secondo un approccio sistemico, un approccio molto... Una parola rama. Si paga ampiamente il portale del Legno, però trasformarlo in un'attività commerciale secondo me non ha senso in questo caso, nel nostro caso almeno. Questo vuol dire. Io non muto. Ok, grazie. Lascio la parola a un intervento rapido di Raul Romano. Grazie. No, brevissimo, mi ricollego a questi ultimi due interventi, in particolare quello sul discorso delle proprietà private. Un portale di questo tipo fondamentalmente è un servizio, quindi di conseguenza, giustamente diceva Zanottelli, dà possibilità in particolare ai liberi professionisti, immagino i dottori agronomi e forestali, di capire quali sono le richieste del mercato e quindi poter andare dai singoli privati in forma appunto singola o anche creando forme associative, dicendo guardate, la vostra proprietà ha in questo momento sul mercato la possibilità di essere venduta a questo prezzo su questa tipologia di materiali. Di conseguenza si aumenta l'interesse del privato a voler fare degli interventi o anche a dire no, non li voglio fare. Di conseguenza questo fa scattare, secondo me, a cascata tutta una serie di benefici per il settore forestale. In primo luogo che comunque gli interventi devono essere fatti su una base pianificatoria, quindi il privato interessato ad entrare in un meccanismo anche di questo tipo incomincerà a ragionare su piano tagli, su piani di gestione, si unirà ad altri piccoli privati, quindi secondo me l'opportunità che parte da una regione e si allarga su altre regioni come servizio per far conoscere domanda e offerta apre possibilità a molte altre necessità del territorio. Secondo me è diciamo così, un innesco importante questo progetto. Scusate. Ok, grazie. Lascerei quindi la parola alla dottoressa Stefani per le conclusioni. Ah, c'è un'altra domanda, scusate. Vai. Ah, ok. Beh. Sì. Riprendo la parola per ringraziare nuovamente tutti gli intervenuti e rivolgermi alla dottoressa Stefani chiedendole, come eravamo d'accordo, se dopo tutte le suggestioni che ci sono arrivate vuole concludere. In particolare a me ha colpito un aspetto che è stato trattato da più persone che sono intervenute, che riguardano le richieste di quali eventuali strumenti di politica forestale si potrebbero utilizzare per sostenere le filiere locali e le imprese dei prodotti legnosi del comparto legno sul territorio nazionale. Qualcuno ha parlato di agevolazioni fiscali, sto pensando anche a strumenti di certificazione, impronta ecologica. Ecco, magari sarebbe interessante sentire qualcosa anche su questo aspetto, se potesse, dottoressa Stefani. A lei la parola e la ringrazio in anticipo per la pazienza di averci ascoltato. Sono io che ringrazio voi perché ho potuto ascoltare delle... Non la sentiamo però. È attivo ma non Ci siamo? Mi sentite? No, sì. Ah, ok. Allora, innanzitutto sono io che ringrazio tutti gli interlocutori e chi ha organizzato questa giornata, perché ho ascoltato delle esperienze interessanti e molto, molto indicative del fatto che il settore forestale non è un settore fermo nonostante la situazione contingente e le grandi difficoltà attraversate da Vaia in poi. Il sistema si muove e si sposta anche a balzi, come ci è toccato fare a tutti noi italiani a seguito di Covid-19, verso un sistema più moderno e adeguato al tempo e al mercato in generale, come quello che possiamo vedere in questo momento. Allora vorrei, per provare a tirare le conclusioni e provare a dare qualche risposta, intanto dire che ci sono alcune parole chiave che hanno costituito un filo rosso comune di tutti gli interventi.
Il primo è il tema dello sviluppo della montagna. Noi sappiamo benissimo che per combattere lo spopolamento della montagna ed evitare ulteriori danni ecologici alla montagna ed anche alla pianura, perché come ogni tanto mi capita di dire, se non stiamo attenti le montagne arriveranno direttamente in città e lo faranno da sole senza bisogno di aiuto. Quello che bisogna fare è cercare di tenere le persone o riportare le persone in montagna, ma dando loro le possibilità reali di vivere e avere un reddito adeguato con nuovi strumenti, tra cui la banda larga e la digitalizzazione dei sistemi sono sicuramente uno degli elementi. Per quel che mi riguarda, posso annunciarvi che il Ministero delle Politiche Agricole ha, con un decreto riorganizzativo della fine dello scorso anno, soppresso la Direzione Generale delle Foreste e creato al suo posto la Direzione Generale dell'Economia Montana e delle Foreste. Credo che sia una scelta, si torna al futuro, e nello stesso tempo si fa una scelta di campo, cioè si immagina un'economia montana e forestale riunite per cercare di dare respiro a questi territori e alle persone che ci vivono. Ieri è uscito il bando per il nuovo direttore generale, cui io parteciperò, vediamo cosa succede, ma insomma diciamo che ho buone probabilità di riuscire a essere l'unico che fa domanda, però vediamo che cosa succede, ma la via è tracciata. E, altre parole chiave sono sicuramente digitalizzazione, imprese, filiere e reti di impresa e formazione. Tutti questi temi sono interconnessi tra loro e significano che il mondo forestale non è rimasto ancorato a vecchi schemi, le imprese forestali si sono adeguate ai tempi, non solo con la meccanizzazione, come diceva Livio Bozzolo, ma anche con la disponibilità a rendere più semplice, più sicuro il loro lavoro, chiedono altrettanto da parte di tutti gli altri che sono al contorno, in testa alla pubblica amministrazione, sia dal punto di vista dei controlli, sia dal punto di vista, quando è proprietaria, della semplificazione dei sistemi per aggiudicare i lotti e le attività. E certamente mi è piaciuto l'accenno che qualcuno ha fatto al fatto che dietro i portali, oltre ai forestali e ovviamente ai tecnici informatici e delle reti, servono gli economisti, servono gli statistici, serve una collaborazione interformativa tra professioni diverse per migliorare il sistema forestale che da solo non ha orizzonti e gambe per muoversi alla velocità in cui il mondo attuale ci costringe. Guardando quello che si è sviluppato nel dibattito, abbiamo sicuramente un primo aspetto che è l'aspetto locale, quello del Veneto, della Regione Veneto. La Regione Veneto avvia un procedimento grazie ai fondi della misura 16 e trovo e sottolineo che questo è un sistema virtuoso per avviare a buon fine questi fondi che arrivano dall'Europa e che in alcuni casi sono spesi in modo non così costruttivo per il futuro, in altri casi non sono proprio spesi e rischiamo di vederceli portare via nella contingenza che voi sapete adesso a favore delle imprese agricole oppure addirittura a favore di altre politiche che diventano emergenziali nella situazione che stiamo vivendo. Per cui ben venga questo modo di impiegare i fondi del sviluppo rurale, ben venga la call, e spero che in tanti rispondano, per fare la sperimentazione nei 2 anni che seguono, in modo che lo strumento sia davvero
una specie di asso nella manica per le imprese e per le aziende per ricostruire un territorio che oltre alle devastazioni di Vaia ha visto anche chiudere delle segherie. Io so anche segherie cooperative che erano in zone venete che sono risultate chiuse per mancanza proprio di approvvigionamenti costanti e coerenti, e quindi ben venga questo nuovo progetto. Ho sentito parlare delle regioni vicine, ovviamente il Trentino come apripista, capofila, e ringrazio chi ha parlato con tanta competenza e passione del loro progetto e anche della necessità di riaggiornarlo costantemente, nel senso che il progetto è partito in un modo e poi pian piano è cresciuto alla luce delle richieste delle imprese, dei comuni, degli operatori, in un sistema flessibile che dal basso chiede e a cui si risponde. E io penso proprio che sia un sistema virtuoso, non replicabile esattamente per come è il Legno Trentino, perché questa grandissima presenza della proprietà pubblica organizzata per comuni e questa grandissima cultura del bosco e del legno che abbiamo in Trentino non è replicabile in Italia, ma il meccanismo e lo strumento invece sì. Aggiornato e rimesso a posto per la realtà di ciascuna altra regione che vuole o provincia che vuole affrontare lo stesso tema. E proprio per questo io dico, se possibile, a tutte le regioni e le province autonome che si affacciano a questa tematica e alle camere di commercio e quindi ad union camere che le assistono in questa attività, e lo trovo strategico e importantissimo, chiedo di pensare già a dei livelli di interoperabilità a livello nazionale. Cioè, mentre stiamo costruendo il progetto per la nostra regione o per la nostra provincia, pensiamo già che lo sviluppo futuro potrebbe essere quello di rendere interoperabili i sistemi e provare a mettere in collegamento le realtà. Ovviamente in questo caso possiamo parlare delle realtà del Triveneto, possiamo parlare delle realtà alpine. Livio Bozzolo ha parlato della provincia di Sondrio, ovviamente la Lombardia potrebbe essere un'altra regione interessata ad avviare un procedimento di questo tipo. Proviamo a immaginare già, quando immaginiamo il nostro strumento, a una possibilità quindi di renderlo interoperabile a livello nazionale, perché questo ci aiuterebbe soprattutto nelle regioni dove la fornitura è episodica, la fornitura di materiale forestale è episodica e molto suddivisa, a invece portarli alla possibilità di rendere comunque il lotto o la pianta già tagliata appetibile, se non nella propria regione o nella propria valle, quantomeno nella valle vicina, che a volte è di un'altra regione, perché così succede nelle Alpi, no? Tra valli vicine con termini ci sono regioni diverse, ci sono strutture diverse e anche legislazioni diverse. Dal punto di vista nazionale posso dire innanzitutto che le attività in corso testimoniano come è facile, quando ci sono buone pratiche, contaminarsi tra realtà diverse. I tavoli di filiera foresta legno e i tavoli di concertazione che hanno lavorato e continuano a lavorare in questi mesi, in questi anni, con risultati che rendono orgogliosi tutti dell'averli raggiunti, dimostrano che le idee maturate in un luogo, in una regione, poi diventano patrimonio delle altre e costituiscono quello zoccolo comune che al nostro paese serve così tanto, soprattutto per poter rappresentare meglio le realtà nazionali in sede europea. Abbiamo visto che andarci tutti divisi con una babele di linguaggi non era produttivo. Lo sforzo di mettersi insieme e di anche contaminarsi credo abbia reso tutti più ricchi e ci abbia
e ci consentirà probabilmente nel momento in cui affronteremo il tema della nuova PAC, allora sembra che per adesso comunque prima del 2021-2022 non ne parleremo e saranno fatti dei provvedimenti in proroga per la vecchia, per note vicende politico-istituzionali e anche di emergenza, ma insomma arriverà questa nuova PAC e potremo lavorarci in una maniera diversa da prima. La seconda cosa che vi dico è che forse strumenti adesso, oltre alla nuova PAC, agli strumenti di certificazione che cerchiamo di incentivare, non li abbiamo ancora pronti come Direzione Generale Economia Montana e Foreste, ma abbiamo uno strumento straordinario, secondo me, che è in fase di elaborazione, che è la Strategia Forestale Nazionale. Allora, nella Strategia Forestale Nazionale noi abbiamo una serie di sottoazioni, la B3.1 e la B3.2, che riguardano proprio lo sviluppo dei mercati dei prodotti legnosi e degli scarti di produzione e la valorizzazione delle lavorazioni locali industriali dei prodotti legnosi. Vi invito ad andarli a vedere, anche perché aspetto le vostre osservazioni entro il 28 di maggio. Però vi dico, ve le elenco velocemente, abbiamo i punti P3.1, A, B, C, D ed E, dedicati espressamente a questi temi. Incentivare la crescita degli imprenditori e lo sviluppo delle filiere, favorire la realizzazione di piattaforme logistiche per la concentrazione e selezione del materiale, promuovere e coordinare le iniziative di analisi dei mercati dei prodotti legnosi, promuovere la razionalizzazione delle vendite dei lotti boschivi e la semplificazione della normativa, sviluppare piattaforme online e metodi innovativi per la vendita dei prodotti e dei sottoprodotti legnosi. Queste sono le cose che sono scritte nella strategia. Che cosa vuol dire? Vuol dire che se la strategia verrà approvata così come è stata messa in bozza, con le correzioni che vedremo e le osservazioni degli altri ministeri, questa cosa in cui uno dei ministeri concertanti, non dimenticate, è il MISE. Per la prima volta nella storia il MISE viene chiamato a lavorare a tavoli di concertazione forestale. Vuol dire che i programmi che seguiranno questa strategia, se la strategia sarà confermata almeno nella sua scocca generale come l'abbiamo promossa, andranno in questa direzione e sarà questo il momento poi per scegliere effettivamente degli strumenti più centrali. Lo sappiamo bene che gli anelli deboli sono le segherie, lo sappiamo bene che l'anello debole è una piccola proprietà privata, abbiamo messo degli strumenti in mano alle regioni per poterci lavorare e ancora ne metteremo in questa logica. Ci sono due osservazioni e concludo, trasversali ma un po' diverse da questi argomenti che sono emerse. Uno è il tema dei codici Ateco da rinnovare. Abbiamo visto, insomma, diciamo che il codice Ateco 02 ha permesso a un Presidente del Consiglio a reti unificate di usare la parola silvicoltura di fronte a tutti gli italiani che lo stavano ascoltando e secondo me è una svolta epocale. Ma a parte questo, i codici Ateco hanno dimostrato che devono essere quantomeno aggiornati. Allora, mi domando e domando agli illustri rappresentanti delle camere di commercio che sono in ascolto se non possa essere proprio Union Camere a farsi promotrice di una ipotesi di aggiornamento dei codici Ateco da presentare nelle sedi che riterranno più opportune, proprio perché dire solo abbiamo bisogno di rinnovarlo, ritorniamo alle lamentazioni del mondo forestale che abbiamo dimenticato volentieri. Invece uscire come Union Camere, cioè chi veramente sta sul territorio a contatto con le imprese, sa dove sono le imprese, dove stanno andando, come si stanno muovendo, di che cosa hanno bisogno, una proposta organizzativa e delle linee per poter immaginare se aggiornare il codice Ateco o cambiare il sistema, quello io lo lascio alle vostre valutazioni, ma forse questo è il momento. Questo è il momento perché tutti l'hanno detto, questi codici Ateco sono antiquati. Ecco, questa, quando era benevola la critica al codice Ateco, era antiquata. La seconda è l'invocazione a lavorare sul regime fiscale per le imprese, un regime fiscale di vantaggio per le imprese e per la montagna.
non è caduta nel vuoto, dottor Bozzolo, l'ho ascoltata bene quando l'ha detto. Ora, questo è un momento contingente molto difficile, nel senso che il governo e il Parlamento si stanno occupando di un sistema di regime di aiuti e per favorire la ripresa economica delle tante grandi, medie, piccole, piccolissime imprese che dallo stop forzato di questi mesi potrebbero non riprendersi più. Quindi in questo momento, diciamo così, le imprese forestali, le imprese della montagna rientrano e non possiamo chiedere adesso in questo momento un altro ragionamento, perché lo sforzo è grandissimo per tutte. Ma questo è il momento per pensare a cosa chiedere appena questo momento sarà finito. Intendo una proposta forte del settore su dei regimi di fiscalità di vantaggio che non sia, come dire, che sia mirata a pochi punti fondamentali. Questo ho visto quando soprattutto dietro c'è un grosso dibattito e una grossa coincidenza di vedute, è quello che a livello politico fa la differenza. Siccome il momento purtroppo di Covid ha un po' stoppato, ma i webinar che si stanno continuando a mettere in linea testimoniano che non è vero. Quel momento di grande riflessione che in sede parlamentare era stato fatto proprio sulla montagna e sul tema della montagna, che è coinciso poi con gli Stati Generali della Montagna organizzati il 31 di gennaio. È solo un attimo fermato, ma ci sarà modo e tempo, appena la ripartenza sarà consolidata, di riprenderlo, e allora a quel punto sarà importante avere la proposta pronta. Una proposta articolata, importante, anche con un minimo di studio di fattibilità, che credo possa essere messa sul piatto. Ovviamente, per quello che mi compete e per quello che so, sono a disposizione insieme alla mia direzione generale. Saluto tutti e ringrazio tutti e spero di aver contribuito con queste conclusioni a arricchire un dibattito che era già veramente molto ricco e di cui ringrazio davvero tutti. Bene, siamo giunti alle conclusioni, non potevamo avere conclusioni migliori. Grazie mille dottoressa Stefani per tutto quello che c'ha, i suoi suggerimenti, i suoi inviti, i suoi stimoli. Per concludere dico solo che il progetto ITFOR ha ancora 2 anni di funzionamento. Mi auguro che nell'arco di questi 2 anni ci possiamo ritrovare magari in persona e non attraverso i webinar, anche se ci hanno dato una grande mano in questo periodo, e magari potremo veramente vedere se siamo riusciti a fare dei passi avanti in questo senso, cioè si è parlato di coordinamento tra le varie regioni, si è parlato di cercare di riuscire a ricostruire la filiera, quindi di usare questi strumenti per coinvolgere tutto il settore forestale, dai proprietari alle imprese boschive fino alle seconde lavorazioni, e questa è un'ambizione che la piattaforma si era già data in parte. Quindi l'appuntamento è nei prossimi 2 anni, entro i prossimi 2 anni, quando il progetto sarà arrivato più vicino alle sue conclusioni, a ragionare insieme e a riflettere su che cosa abbiamo raggiunto e su cosa ancora ci aspetta. Ringrazio ancora tutti per l'attenzione e per la collaborazione, e ricordo che poi ci sono state altre domande, ci sono molte più di quelle che siamo riusciti a porre ai relatori, e cercheremo di fornire via mail una risposta a ciascuna di esse. Grazie ancora a tutti, buon pranzo e arrivederci a presto. E buona salute a tutti. Grazie.